Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Bene amici di Scratch, ben ritrovati dopo queste bellissime vacanze natalizie, Capodanno, i panettoni, i fuochi d'artificio. Finalmente ce li siamo tolti dalle scatole. Beh, i fuochi d'artificio proprio io non ne potevo più di sti botti, gente che sta male. Ecco, poi dopo tanta gente che stava male, che è andata al pronto soccorso, hanno mangiato molto. Noi che abbiamo fatto il ciclocross siamo stati a dieta e oltretutto siamo qua in splendida forma. Vedete poi dopo Ilenia Lazzaro che ve la presento. Eccola qua. Buonasera a tutti, Mo che buonasera. bello che sei Ilenia. Anche tu niente feste. Eh no, abbiamo lavorato il 31, abbiamo corso, abbiamo lavorato e il primo sono andata a sciare. Dai. Alle 7 di mattina non c'era un cane per la strada. Insomma, scusa, dopo il ciclocross ti alzi alle 6 del mattino, ma tu sei malata. E io volevo andare a sciare, è l'unico giorno che potevo andare a sciare. Sono andata E dove a sei sciare. andata? Sono andata sulla Marmolada dai miei amici. Dai, amici, sì. e i rifugi, Sì, avete sì. anche mangiato? No, beh, io ho fatto fondo, ho fatto 3 ore e mezza di fondo e poi sono andata a mangiare, ma penso che quello che ho bruciato con meno 10 gradi potevo anche mangiare C'è qualcosina. tanta neve. C'è tanta neve, tanta neve. Porca boia, Sì, sono bello. contento che ti sei divertito. Sì, Io sì. mi sono divertito invece al lago Le Bandie. Vabbè, anch'io però, È vero? sì. Qua ci sono alcune fotografie, Ecco abbiamo preso sopra. spunto tanti anni fa da quello che è un po', diciamo, il paradiso terrestre, perché non tutti possono avere questa fortuna, tra virgolette. Ricordiamo un recupero ambientale premiato nel 2005 a Bruxelles e quindi oggi è messo a disposizione di tutti. Poi avremo una bella intervista con Remo Moser, il quale sempre col suo piglio dice delle cose interessanti. Intanto per Giacomo Salvadoro un complimento. Grazie per essere con noi, ci hai portato un ospite illustre, Renato Longo. Ci manca 260 vittorie? no, 233. Vabbè, Fra scusami. strada, pista e cross. Ma come mai una volta si riusciva a fare queste cose qua? Vai, prima di tutto la passione, l'attaccamento allo sport. E poi le vittorie venivano. C'era forse, perché- c'era forse meno, come si può dire un termine, aiutami, perché poi dopo dicono che sono volgare. Meno La passione- partecipanti? No, non è tanto meno partecipanti. Cioè uno arrivava alla vittoria, non è che poi dopo, il giorno dopo andava a fare la residenza a Monte Carlo, continuava a fare La la vita sua di vita. tutti i giorni. Si continuava a lavorare come il solito, perché noi abbiamo iniziato prima di tutto il lavoro, poi la passione è venuta quando abbiamo acquistato una bicicletta e abbiamo incominciato a praticare lo sport della bicicletta, praticamente la pista, la strada, il ciclocross. E una bicicletta costava tantissimo, era preziosa. Nuove sì, costavano molto. Io la prima l'ho acquistata usata e pagandola 5.000 lire al mese perché non c'erano le possibilità di avere i soldi in contanti per poterla acquistare. Signor Longo, io vorrei chiamarla maestro, no? Maestà Longo, perché 230 vittorie. Mi fa venire in mente una cosa, io non è che ce l'ho con i ragazzi, ne abbiamo alcuni qua, però tanti quando fanno il ciclocross, o perché si rompe la catena o perché sono stati sfortunati, prendono queste biciclette e La gettano via. e la gettano via. Lei crede che sia sbagliato? Secondo me sì, perché la bicicletta deve essere un gioiello della persona. Deve essere, io questa Deve- è una nota deve che essere voglio... trattata bene Mi la dispiace bicicletta. dirlo, mi farò qualche nemico. Sì, no, io ho visto qualche atleta che getta la bicicletta perché ha avuto l'infortunio della bicicletta. Io, ad esempio, in un campionato del mondo sono caduti davanti a me in Lussemburgo, sono andato sopra, ma poi sono arrivati tutti al di sopra di me e hanno rotto la parte posteriore della bicicletta. Ho preso la mia bicicletta in spalla, sono andato al cambio, dove c'era il cambio, ho fatto quasi 1 chilometro a piedi. L'ho messa giù la mia bicicletta, non l'ho gettata via, perché non era colpa della bicicletta, era un po' la colpa era di quelli che mi sono venuti Legna. addosso. Che E ho bello. ripreso Abbiamo la trovato uno bicicletta spunto, di io volevo scorta, arrivarci in ho qualche ripreso maniera, la però bicicletta. non riuscivo a trovare lo spunto adeguato con personaggi che hanno scritto la storia del ciclismo. No, ma poi è anche bello, poi è anche un insegnamento. Dopo molto spesso penso che
Sì, molti ragazzini sono presi un po' dall'enfasi, no? Perché magari hanno visto per la televisione che lanciano le biciclette, purtroppo abbiamo avuto degli esempi negativi anche al Giro d'Italia su strada, biciclette da 10.000 euro prese, buttate là come se fosse una roba. Bisogna stare attenti, un po' di parsimonia, anche un po' di rispetto. Io ricordo una cosa, anch'io ero una così che quando avevo le giornate, Giacomo se lo ricorda un po' di anni fa, che andavo un po' più forte, è capitato 2 o 3 volte che l'ho lanciata, però poi da quando ho cominciato a comprarmi i pezzi, so quanto costano. Ma ci sono due cose, è vero quello che dici, perché c'è quello che ha la possibilità di comprarsene anche 3, ma è il rispetto per colui che non può. Esatto, ma è comunque un gesto, perché poi i ragazzini imparano da quelli più vecchi, quindi come al Giro d'Italia, io giustamente mi ricordo al Giro d'Italia su strada avevo criticato questa cosa, questa bici di 10.000 euro lanciata lì come se fosse... È un cattivo esempio perché sono dei materiali, innanzitutto molto spesso nei ragazzini più piccoli sono materiali della società, non materiali della Quindi è un bene, quindi è diciamo così. Io mi ricordo quando ho cominciato a correre io che la mia bici era quella di... La prima video ho corso la prima con la mia De Francischi aveva corso tutti i Pacagnella prima di me e dopo di me hanno corso metà di quelli della scuola di ciclismo Vo. Quindi è una bicicletta che poi deve essere usata anche da altre persone, quindi bisogna anche tenerla bene. E seconda cosa, mi piace ascoltare Renato Longo, io starei sempre in canzone, ho letto il suo libro perché ha fatto un bellissimo libro e secondo me sì, questi ragazzi dovrebbero prendere esempio perché è bello, è un cross più... Di altri tempi. Sì. Giacomo, io ti faccio i complimenti perché da come hai portato, da come sei riuscito a portare questo carrozzone del Triveneto, oramai manca veramente poco, manca la gara di Scorzè, vedremo anche la tua da qui a pochi minuti, però sei stato molto colpito dal rientro delle Bandie, dei Mosole, ti ha inorgoglito questa cosa qua? Ma certamente, prima di tutto è un posto fantastico, ero convinto che anche se era l'ultimo dell'anno ci sarebbero venuti molti perché è stato corso un campionato del mondo e allora tutti volevano avere la soddisfazione di correre là. Poi il percorso un po' ristretto così era bellissimo perché si vedeva tutto da qualunque Si poteva punto. fare una diretta. Ecco, quello, e poi abbiamo avuto la fortuna di avere una giornata splendida perché 14-15 gradi alla fine di dicembre non è semplice. Eh sì. Andiamo a vedere il primo contributo. Esatto, guardiamo gli esordienti e gli allievi. Bene amici sportivi, si parte con Treviso, Lago Le Bandie, organizzazione Gruppo Sportivo Mosole e vediamo qua chiaramente, tutti dicono è il paradiso terrestre, è vero, lo si vede dalla natura, da questo recupero ambientale prodigioso, ricordiamo un recupero ambientale premiato a Bruxelles nel 2005 e qua subito la prima gara di giornata con gli esordienti e gli allievi. Allora, nulla da dire cara Ilenia, qua siamo all'ultimo dell'anno, però veramente una grande festa. Beh, sicuramente un bel parterre di atleti, anche se appunto la gara era durante la settimana feriale, ultimo dell'anno. Intanto vediamo partire già Samuele Carpene che lancia la volata in questo rettilineo della partenza-arrivo qui al Lago Le Bandie. Sono gli esordienti del secondo anno che sono partiti. E le donne esordienti, ecco, le vediamo anche qua, siamo sempre sulle stessi numeri delle donne esordienti che però sono cresciute durante l'anno, insomma siamo sui 6-7 ogni settimana. Anche qui ragazzine con la Pauletto e la Toffanin che devono cercare insomma di rubarsi punti a vicenda per quanto riguarda la classifica finale del Trofeo Triveneto, mentre Samuele Carpene con vediamo anche Tommaso Dalla Valle, via via poi tutti gli altri cover eccetera, che appunto stanno già facendo gara dura per quanto riguarda gli esordienti del secondo anno. Abbiamo visto un Fontana, figlio d'arte, chiaramente come sta progredendo durante tutto l'exploit del Triveneto. Questo vuol dire e conferma un po' la voce che diceva prima Giacomo, cioè sul discorso della scuola, una scuola che avvia il ciclismo a tutto tondo. Poi il vero ciclismo che si impara in tenera età è proprio questo, in mezzo ai prati. Beh, sicuramente anche una scelta secondo me molto azzeccata quella di mantenere lo stesso percorso per gli esordienti del secondo anno. Gli esordienti del secondo anno faranno la stessa gara degli elite. Questo perché in Belgio è normale, quindi non smettiamola questa storia, poverini si stancano perché alla fine corrono dai 20 ai 30 minuti, quindi non muore nessuno e anzi abbiamo visto, fanno un po' più di difficoltà sicuramente le ragazze, però abbiamo visto già un Carpene molto molto attivo con dietro appunto Filippo Fontana
Fontana e Tommy Dalla Valle che stanno cercando di andare a recuperare il gap, però appunto il percorso è lo stesso dei professionisti, quindi alla fine che questi ragazzi possono dire io ho corso su un percorso dove si è disputato il campionato del mondo. Certamente a me va da dire, a parte chiaramente la performance atletica degli atleti, da qui in avanti poi vedremo come crescono anche nelle categorie, però una cosa va detta, alla fine del Trofeo Triveneto, dopo questi 4-5 mesi di compagnia, le famiglie come si ritrovano, sentiremo anche dopo alcuni ospiti come dire, si trovano, si conoscono, e la cosa più bella è la conoscenza, quando uno si conosce vuol dire che c'è più coesione, più familiarità. Questo ha lasciato, secondo me, come maglia di leader della classifica, la grande partecipazione delle famiglie. Grande partecipazione delle famiglie, anche questi ragazzi che fuori dal campo sono tutti amici, in gara ovviamente sono rivali, Carpene lì davanti, mentre Toffanin e Pauletto in questo momento sono le prime due per quanto riguarda le ragazze esordienti. Cover con Filippo Fontana invece sono lì con Tommy Dalla Valle subito dietro e vediamo poi un po' più indietro Mattia Ferro e Polano, quindi questi sono, diciamo, questo è il nostro amico Sergiano che salutiamo, che ha avuto un periodo un po' sfortunato. Diciamo appunto che sì, è una scuola di vita il ciclocross e sicuramente anche fare questo tipo di percorsi fa crescere questi ragazzi, perché insomma cominciano già a scendere, a imparare a guidare la bici e ovviamente ad affrontare quei percorsi che saranno poi i percorsi che affronteranno quando saranno un po' più grandi. Questo, diciamo, delle bandiere era già un percorso da UCI, insomma, da gara di Coppa del Mondo. Eccolo qui, intanto lo vediamo, Samuele Carpene, che saldamente al comando per quanto riguarda gli esordienti, va ad affrontare appunto il rettifilo d'arrivo che è in salita, quindi poi andrà anche a, lo vediamo qui, a cogliere questo importante successo. Andiamo ad aspettare chi è il secondo, quindi Carpene ritorna al successo e va a prendere punti preziosi per la classifica del trofeo. Secondo è Leonardo Cover, eccolo qui, con la sua bella maglia arancione della Mottense. Terzo, molto buono il piazzamento di Filippo Fontana, quindi Filippo Fontana Sanfiorese al terzo posto. Occhio questo ragazzo anche per i campioni italiani perché sta crescendo molto bene. Quarto è Tommaso Dalla Valle, che ci fa anche la ruota alta sotto l'arrivo. Quindi Giovanni Sergiano, buon piazzamento per Sergiano che ritorna insomma sui punti alti della classifica, quinto posto per lui. E vediamo la Martina Toffanin, ragazza che cresciuta nella scuola ciclismo Vo, anche lei vittoria importante questa perché va a prendere punti preziosi Martina per quanto riguarda la classifica del trofeo. Seconda Denise Pauletto, quindi Giglioli e Botton. Bene, gara che replica quella precedente, adesso abbiamo gli allievi primo e secondo anno e le donne allieve. Qua abbiamo De Bellis, abbiamo Brancati al primo anno, abbiamo Bassani, insomma abbiamo cominciato a conoscere quelli che sono poi dopo i veri talenti, che stanno facendo grandi cose e stanno facendo bene non soltanto al Triveneto ma in ogni dove. Sì, sicuramente abbiamo un gruppo di ragazzi, Bassani, De Bellis, Dorigoni, Pozzato, Brancati per quanto riguarda i primi anni, Zana, che stanno facendo molto bene anche in ambito nazionale, così come le donne allieve che vediamo adesso con la Casasola che ha vinto anche il Giro d'Italia, l'Alessia Dalmagro, la Camata, la Borghesi, che hanno fatto molto bene anche in ambito nazionale. Detto questo, vediamo appunto la Alessia Dalmagro che cerca di anticipare appunto la Sara Casasola, che è una, diciamo, delle donne allieve pronosticate per la vittoria finale. Seguono, abbiamo visto anche la Camata e la Borghesi in maglia di leader, mentre appunto la vediamo una Dalmagro pimpante oggi, mentre davanti abbiamo visto già Bassani con appunto De Bellis, segue Andrea Pozzato per quanto riguarda gli allievi, mentre eccolo qui Brancati già davanti per quanto riguarda i primi anni. È impressionante anche la progressione di Brancati su questa salita, che è una pendenza veramente da velodromi, come arriva quasi a oltre la metà di questa salita. E quante tecniche, quella Casasola si mette la bicicletta in spalla e riesce così a, diciamo così, a ottimizzare anche lo sforzo. Bellissime dal resto queste immagini. Qua c'era Gianni Dal Santo che faceva un tombino tanto perché andava avanti e indietro esattamente come i corridori.
Beh, sicuramente sono diversi modi di affrontare questo strappo, che lo ricordo c'era anche al campionato del mondo, c'era anche in Coppa del Mondo, un strappo al 27% che è lungo quasi 250 metri, quindi è veramente molto impegnativo. Vediamo vedi qua come fanno fatica a salire, c'è chi sale strascinando la bicicletta, chi la prende nella vecchia maniera, mentre Bassani e De Bellis sono appunto lì davanti. Oggi si giocano la volata e anche la vittoria di giornata, diciamo, fino all'ultimo, perché insomma oggi sicuramente è un percorso più da De Bellis secondo me che da Bassani, mentre Pozzato è ottimo in questo momento al terzo posto, e andiamo a vedere poi Brancati con Dorigoni e Zana, quindi attenzione perché Brancati e Zana sono degli allievi al primo anno e si stanno giocando la vittoria, mentre Jacopo Dorigoni in questo momento è al quarto posto. Vediamo la Letizia Borghesi con la Casasola e la Camatta, sono queste appunto le donne allieve che stanno cercando di portarsi appunto in vantaggio. È stata ripresa la Alessia Dalmagro dopo appunto la sparata iniziale, eccola qui, la vediamo, la Alessia Dalmagro, Alessia che è andata molto bene due giorni prima appunto alla gara nazionale di Paterno e anche in Coppa Italia, mentre Bassani e De Bellis in questo momento si stanno facendo un po' la guerra, prima tira uno poi tira l'altro, andremo a vedere come andrà a finire. Andrea Pozzato in questo momento è ottimo terzo assoluto e resta lì un po' a bagnomaria con il gruppetto che andiamo a vedere che sta inseguendo, dove dovrebbe esserci appunto Brancati e Zana. Lo vediamo un po' di problemi, vedi Nicola con ovviamente c'era anche un po' di fango, quindi bisognava anche saper guidare in questo tipo di percorsi. Zana, eccolo qua, lo vediamo che in questo momento ha staccato Brancati, quindi eccolo qui Filippo Zana, anche lui è partito un po' dopo durante la stagione perché fa anche la stagione su strada, però sta andando molto molto bene. Brancati subito dietro con Jacob Dorigoni. Qua c'è Zana che sarà una risposta per quanto riguarda gli italiani, un cliente ostico per Brancati, perché Zana è un campione italiano insieme a Raccani, quindi Piovene e Rocchette, un Andrea Pozzato che secondo me avesse creduto un po' più in se stesso e anche con un po' più di esperienza, in questo caso qua avesse pulito un po' di più la bicicletta, insomma l'avrebbe raccontata. Però credo che De Bellis sia veramente in grande spolvero e Bassani dovrà vedersela veramente con un grande cliente, con un cliente osticissimo, perché io vedo veramente appaiati al 50% le possibilità per vestire la maglia e la casacca di campione italiano. Sì, ci sono tanti bei ragazzi, c'è anche Covi, ce ne sono abbastanza, diciamo, in ambito nazionale, sarà una bella lotta. Quello che andrà poi e sarà il fattore determinante secondo me lì a Orvieto, conoscendo anche un po' il percorso, saranno le condizioni atmosferiche, perché se viene una gara asciutta diciamo che forse vedo De Bellis più favorito, se viene fango le cose cambiano, quindi anche lì dipende molto dal tempo, cosa si troverà quel weekend. Nel frattempo abbiamo visto la Casasola con dietro la Borghesi e la Camatta, mentre appunto lo vediamo qui Michelino Bassani che cerca in tutte le maniere di staccare De Bellis, però ci riuscirà in effetti all'ultimo momento, proprio una manciata di secondi, sono i 6 secondi che permetteranno, eccolo qua, a Michele Bassani di andare ad accogliere il successo e a prendere ancora punti importanti per la leadership del trofeo. Secondo lo vediamo Davide De Bellis, buiese, ottima la sua prova oggi, bravissimo Davide perché è un percorso molto duro. Terzo Andrea Pozzato che cresce veramente settimana dopo settimana. Al quarto posto lo vediamo, quarto assoluto, che è il primo degli allievi al primo anno, è Filippo Zana, quindi occhio per i campionati italiani. Quindi Alberto Brancati che è il secondo per quanto riguarda gli allievi al primo anno, e abbiamo visto anche Dorigoni quarto assoluto, quindi Raccani che è il terzo degli allievi al primo anno con un piccolo problema nel finale. Andiamo ad attendere ora l'arrivo delle donne con Sara Casasola che va a vincere anche oggi, quindi dopo le vittorie al Giro d'Italia vince anche qui al Lago Le Bandie con circa 40 secondi di ritardo, anzi di vantaggio su Letizia Borghesi che va a prendere punti importanti per il trofeo Trivento, quindi Letizia al secondo posto e Ludovica Camatta al terzo. Seguono De Bellis e Dalmagro. E adesso le interviste.
Bene, abbiamo visto la prima clip, esordiente allievi, Nicola, insomma questi ragazzini... Come ti permetti di partire tu? Parto io perché era un pezzo che non partivo io, partivi sempre tu. La trasmissione doveva essere mia una volta, adesso sai ormai, caro mio. Io sei in linea, io tremo al pensiero. Trema, perché? Mamma mia, anche tu prendi la linea adesso fai... Certo, Vabbè, comunque... Comunque il percorso veramente mi apre il cuore ogni volta. Quando ero in linea di partenza mi è venuto in mente, io ho avuto la fortuna di fare la prima Coppa del Mondo alle bandiere nel 2006-2007, la prima proprio. 2007. E mi ricordo, cioè in quel momento lì che eravamo lì a partire, mi sono ricordata di quando ero anch'io lì, quando vinse proprio la Kupfernagel che è qua dietro. Certo. Ecco. Io tra poco manderei un'intervista di Remo Mosole con il quale io ho vissuto dal 1994 l'ipotesi che a Treviso potesse sorgere un velodromo. Longo, un velodromo, se non lo fanno a Treviso, dove lo fanno? Oggettivamente credo che sia un posto magico, no? Sì. Se ne parla da molti anni di questo. Dal 94. Ancora quando c'era il presidente Cerutti. Certo, ma ancora prima, però voglio dire, quando c'era Perché Cerutti erano... Il velodromo è importante farlo anche vicino alle uscite delle autostrade, perché a Treviso andrebbe bene e sarebbe andato bene anche a San Vendemiano, perché è vicino all'autostrada, e cioè il collegamento da tutto il Friuli, arrivano dal Veneto, arrivano da Verona, entrano nell'autostrada e arrivano al velodromo, e questo è molto importante. Ma sentiamo cosa dice Remo a proposito del velodromo e soprattutto al 31 di dicembre, essere là con la voglia di aprire le porte della propria casa per poter organizzare una gara, un evento del genere. Bisogna essere malati di questo sport, perché è difficile, insomma, caro Giacomo, se non sei malato, perché la gente c'era e ce n'era tanta. Ma il problema secondo me è che Remo è un appassionato della bicicletta, poi a Remo se gli chiedi, siamo a casa sua e bisogna essere anche un attimino con un po' di gentilezza, gli puoi chiedere qualunque cosa, perché io è anni che lo conosco, se vado a chiedergli qualcosa lui non mi dice mai di no, anzi, poi una personalità come lui è a 100 metri, mi vede, ti viene incontro, non occorre che vai tu, e penso che ce ne siano pochi come Remo. Beh, io guarda, mando volentieri le ci ha fatto una soddisfazione immensa di averci dato la possibilità di collegare le gare, se no era troppa distanza tra la gara che abbiamo fatto a Lucinicco e arrivare la mia e gli italiani, abbiamo dato la possibilità di poter correre più ravvicinati. Mandiamo l'intervista di Remo Mosole per quanto riguarda il velodromo, che per me possono farlo dovunque, però oggettivamente se mi dovessero chiedere dove farlo, lo farei alle Bandie, ma non perché da Remo io pretenda o voglia qualcosa, ce ne frega proprio niente, l'abbiamo detto e stradetto. È questione soltanto che forse in quel sito potrebbe essere, diciamo così, potrebbe essere una garanzia maggiore, perché poi alla fine bisogna mantenerlo. Più che altro perché è un sito di sport, c'è di tutto. Io lì alle Bandie ho fatto l'italiano di triathlon, sprint, cioè ci sono tante cose alle Bandie. Quindi... Permettimi di dire che mando l'intervista e a noi non ce ne frega niente di leccare questo o leccare quello, che sia ben chiaro, perché noi diciamo la nostra, poi dopo mettetelo dove volete sto velodromo. Ma coloro che parlano, specie, sono quelli che io vedo soltanto alle Bandie in occasione quando c'è Remo Mosole, perché nelle altre gare difficilmente li vedo. Per cui, voglio dire, noi siamo super partner, non ce ne frega niente, ma l'importante è che il velodromo venga fatto. Se viene fatto alle Bandie, vabbè, voglio dire, c'è talmente tanta di quella roba che va bene anche quello, poi c'è una famiglia con delle grandi possibilità e quindi, viva Dio, ringraziamo il cielo. Avanti con l'intervista. Avremo un po' di nostalgia, oggi una rimpatriata anche per ricordare i mondiali.
Abbiamo fatto Coppa del Mondo 2006, abbiamo fatto i mondiali 2008, abbiamo fatto Coppa del Mondo 2009, tutto il cross avevo desiderio di venire qua, quando mi chiedono io sono sempre disponibile perché il ciclismo è dentro nel mio sangue. Oggi abbiamo fatto una patriata e vedi quando noi organizziamo a gennaio, a febbraio il sole è brillante perché noi abbiamo fede nel ciclismo, fede nel lavoro, fede nella comunità, fede nei principi. Detto questo, siamo in un sito dove alla fine la ciliegina manca ed è il velodromo. Oramai se ne sta parlando da diversi anni, io ricordo dal 1994. Siamo alle battute finali, si può sperare in un velodromo che vada bene, che vada dove vuole, però qua dovrebbe essere la sua fine. Ma non è che io lo voglio qua perché sono io. Questo è l'unico posto per portarsi a livelli mondiali. Se l'Italia, il contributo dello Stato, che ha dato il finanziamento per il velodromo, io metto a disposizione, e tutti lo devono sapere, 1 milione di metri quadri recuperati, premio europeo di questo recupero ambientale, non è poco. Se non lo fanno qua, fanno uno sbaglio madornale. A me, che lo fanno, l'importante è che lo fanno a Treviso. Se lo fanno qua, mi ripeto, noi possiamo a livelli mondiali. Non c'è Canada, Stati Uniti, inglesi, francesi, noi ci portiamo a livelli, dopo vediamo. Noi abbiamo le basi, io ci sono, io voglio questa località perché l'ho recuperata io con le mie idee, non gli altri. Voglio che questo posto sia fatto alla grande, ha un principio sano di ambiente, qui possono correre le mamme, i nipote, coi cagnolini, possono passare il tempo, e 1 milione di metri quadri disponibile per la comunità. In futuro abbiamo la Popolarissima e la Trevigiani, una parentesi, oppure hai detto proprio sei stanco, basta, oppure... Ma io non sono stanco, io non sono malato, io non sono vecchio, io ho 1000 cose da fare, voglio far fare anche agli altri che sono bravi, sono capaci, sono miei colleghi da 30 anni e fanno loro, forse fanno meglio di me. Io devo lasciare spazio anche ai giovani, io non posso morire sulla casa e tengo ancora in piedi io certe situazioni, io ne ho tante da fare. Quello che io mi interessa è collaborare con chi vuole il bene della gente, con chi vuole il bene dello sport, del passatempo e soprattutto del lavoro, perché io ci tengo per il lavoro. Qui non è detto che noi facciamo ancora il mondiale, non è detto, ma lasciamo fare anche agli altri certe cose, perché non si può vedere la differenza. Noi ci siamo e noi ci saremo. La Trevigiani è in mano buone, è in mano a Renato Bargi, il presidente, in mano al vicepresidente Andretta Bruno, c'è Amadio Paolo, ci sono tanti altri consiglieri bravi. Andare avanti, spero che fanno bene, e se mi battono me, perché io la Trevigiani ho fatto 500 vittorie, ho vinto tutto. Campionati del mondo, 3 giri d'Italia, non contentiamo, tutto ho vinto. Adesso sto a guardare e sono contento così. Ben rientrati in studio, amici di Scratch. Abbiamo sentito questa intervista, 1 milione di metri quadri di regala per il velodromo. Si parla di multidisciplinarietà, no? Quindi a me, l'ho detto anche tante volte, è venuto qua anche Massimo Levorato, dove c'è la possibilità di gente che apre e può creare un sistema, insomma è da stupidi non cogliere questa grande occasione. Parliamo di multidisciplinarietà, là insomma c'è il lago, fanno offshore, fanno gare di nuoto, campionati mondiali, italiani, biciclette, è un parco un po' aperto a tutto. La ciliegina sarebbe il velodromo e sarebbe tutto là, tutto condensato là. Basta con l'invidia, è un'opportunità. È vicino all'autostrada, cioè io appunto dico, è un sito che è vicino all'autostrada, ha tutte le strutture perché dentro ha la palestra, ha le piscine, ha il lago artificiale dove io ho fatto anche l'italiano di triathlon, quindi è un lago balneabile per le gare di triathlon, ha tutto il circuito che costeggia il lago per il running, e ha anche appunto la possibilità di gare fuori strada, ma anche gare su strada. E per passeggiare non si paga neanche il biglietto. E non si paga neanche il biglietto per passeggiare, no? E quindi il velodromo secondo me sarebbe perfetto, non solo in ottica di preparazione per gli stradisti, perché leviamoci dalla testa ancora questa storia che solo gli stradisti vanno in pista. È uscito in questi giorni, Marco Aurelio Fontana si sta preparando per gli italiani andando a fare dietro moto in pista, perché adesso col brutto tempo, le strade sono pericolose,
molti biker l'agilità la fanno, invece di farla sui rulli, la vanno a fare in pista dietro moto. Allora se c'è questa possibilità anche da noi in Veneto, invece di partire e andare tutti quanti a Montichiari, perché adesso cosa fanno? Partono e vanno tutti a Montichiari con gasolio, con spese e quant'altro. Riuscire ad avere una struttura in quel posto lì, che secondo me è valido perché è vicino per tante entità, dà la possibilità di aprirlo non solo agli stradisti, ma di aprirlo a tutte le discipline del ciclismo innanzitutto, e anche al triathlon, perché i triatleti vanno a girare in pista. E questa è una cosa che purtroppo, e dico, mi metto delle volte anche in mezzo, molti che parlano di ciclismo non sanno neanche, si fermano al ciclismo su strada e basta. Non sanno minimamente come gira il triathlon, come gira il mondo running, quando molti triatleti sono preparati da preparatori del ciclismo, molti triatleti si allenano come i ciclisti, quindi veramente ha un bacino enorme, e c'è il ristorante, Nicola, quindi uno può star là tutto il giorno, far di tutto, puoi far gare di qualsiasi tipo. Speriamo che la miopia, insomma, non sia così miope. Giacomo, si parla di multidisciplinarietà. Io ho sentito anche Fontana, ma non lo stesso. Abbiamo avuto la new entry di quel campione che è stato Malacarne, che vorrebbe il prossimo anno rifarle tutte le gare di ciclocross, perché ha ritrovato il suo humus. Ecco, gente che ha tentato anche la strada ritorna un po' indietro, speranzoso che qualcuno possa fare qualcosa per loro. Anche questa è un'opportunità, questo trofeo ha dato molte opportunità quest'anno, tu devi esserne orgoglioso. Certamente, io gli ho detto sia a Malacarne che a Trentin che venendo loro alle gare di ciclocross abbiamo un 20% di presenza in più. L'abbiamo visto perché gli altri anni 200, 220, quest'anno siamo arrivati a 350 e via di seguito. Ma sono veri o sono pataccate? No, quelli nostri del trofeo sono realtà, non come qualche patacca che si vede in giro, senza far nomi, che magari dicono che sono 500 e sono 330 o 340. I nostri, voglio aggiungere, basta andare sul sito di Treviso Mountain Bike, scorrere le classifiche, insomma si fa Fiorito ha fatto un lavoro veramente eccelso, e voglio anche, e poi lo ringrazierà anche Giacomo, insomma il gruppo di lavoro nostro. Alla fine di ogni gara c'è scritto proprio totale partenti, totale arrivati, quindi basta fare un conto, c'è un conto matematico di Excel, non è che ci vuole tanto, insomma, e sono dati reali. Mandiamo in onda i junior? Sì, mandiamo gli junior, donne tutte, amatori fascia 2. C'è anche lei. Sono anch'io, sì. Si alzano le categorie, qua abbiamo le donne tutte, chiaramente, junior e fascia 2, quindi qua Zoppas, Dal Grande, Perini, e quindi qua veramente c'è un trio lì che chiaramente Zoppas pare un'alta categoria, però bisogna vedere su seconda posizione cosa accadrà. E poi la sorpresa del punteggio doppio, che lo rivisiteremo e avremo modo di apprezzarlo proprio a Scorzè con l'organizzazione di Gino Micheletto e la sua bella società. Qua sono partiti a sprombattuto gli juniores, tantissimi, a dispetto di quello che era un po' forse all'inizio di questo ciclocross, si pensava che gli juniores fossero pochi, invece juniores tantissimi. Va bene, le donne tutte, ci sono varie categorie e chiaramente la fascia 2 va da sé, è un plotone veramente sterminato di grandi corridori che hanno voglia di cimentarsi in questa disciplina meravigliosa. Ricordiamo soltanto così, per beneficio di inventario, che sono a disposizione anche delle immagini dell'89 dove c'era un certo Beppo Dal Grande che se la vedeva con Pontoni, con Ditano, e insomma era un grande campione come lo è tuttora. Sicuramente i numeri stanno dando appunto ragione a questo trofeo Triveneto, anche oggi 40 amatori, una ventina di junior e una ventina di donne. Io dico che secondo me anche il numero delle donne non è così scontato, perché gli anni passati le donne erano pochissime, invece adesso siamo sempre sulle 20-25 quando ce ne sono poche. Quindi detto questo, oggi sarà una bella sfida tra gli junior, perché abbiamo Moreno Pelizzon che è appena tornato dalla vittoria del Giro d'Italia, Bondavalli che sta andando molto forte. Tra le donne abbiamo una sfida tra Cauzza e Bresciani, che secondo me sono le più accreditate per il successo oggi, mentre tra gli amatori della fascia 2 Zoppas, Perini, Del Grande saranno quelli che poi andranno a giocarsi il successo. Abbiamo visto subito una partenza molto forte di Alex Bondavalli con Pellizzon, Andreatta, Smarzaro, Rocchetti e Molinari subito dietro, con anche Giulio Franzolin, mentre Francesca Cauzza cerca subito di distanziare tutte le concorrenti, ma vediamo una grandissima Nicoletta Bresciani che cerca di stare alla sua ruota, l'unica in questo momento che riesce a tenere il passo della trevigiana. Eccola qua, vedi anche subito come si comincia ad affrontare questi percorsi. Giovanna Micheletto in questo momento
è la terza, quindi con Sofia Begin, che ricordiamolo sta crescendo molto molto bene per quanto riguarda le donne juniores, Strada al Pozzo che è appena rientrata, Zanettin e via via tutte le altre. Ecco, mi viene in mente Moreno Pellizzon, che è del Cadrezzate verso l'Iride. Ecco, ho parlato con Gigi Nardelli, il quale ha detto il prossimo anno lui vorrà fare tutto il possibile per fare un grande ciclocross e la sua squadra la sta proprio confezionando per questa disciplina. Un po' un bisticcio, perché Cadrezzate verso l'Iride sembra un po' penalizzata dal binomio, allora bisognerebbe chiamarla verso l'Iride Cadrezzate, perché se no si fa un po' di confusione, e so che ci tengono anche molto. Poi dopo patron Gigi Narder ci tiene moltissimo ai ragazzi, è uno che veramente vive il ciclocross con una passione esagerata, quelle passioni che insomma aiutano a questi ragazzi a farci anche divertire a noi, e soprattutto nel commento poter vedere dei grandi campioncini, perché Pellizzon credo che sia una bella promessa. Tanto vediamo appunto la Dal Pozzo in difficoltà, e nel frattempo Moreno Pellizzon, eccolo lì, che cerca subito di staccare gli altri, ma oggi è difficile, è un percorso, diciamo, per quanto riguarda la categoria juniores, dove ce ne sono 4 o 5 che possono restare lì attaccati. Francesca Cauzzi invece in questo momento è già da sola, al secondo posto Nicoletta Bresciani, e Flavio Zoppas, eccolo qua, lo vediamo che è già davanti, mentre dietro Perini, grande spolvero, secondo, bravissimo. Francesca Cauzzi, eccola qua, differenti modi di affrontare lo strappo, lei bici in spalla, Flavio Zoppas preferisce invece strascinare la bicicletta. Sono differenti modi, poi però vediamo che Francesca comunque rispetto a un maschio come Zoppas non perde tantissimo in questo pezzo di percorso. Vediamo appunto come quasi tutti cercano di affrontare almeno il primo pezzo della salita in bicicletta, poi ovviamente bici in spalla e via. Beh ragazzi, io vedere queste immagini qua insomma è uno sforzo incredibile, perché questa era una salita veramente durissima, farla a piedi facevi fatica proprio a stare in piedi. È un po' come diceva, come dice spesso anche Mauro Corona, ci sono delle situazioni dove stare in equilibrio è molto importante, come le montagne di Erto e Casso, e qua bisognava stare veramente in equilibrio. Hai fatto fatica anche te, però andavi su molto bene, tu andavi bene sugli strappetti. Io andavo bene, sì, e poi tra l'altro venivo da una settimana di vacanza, quindi mi sono anche stupita, perché era una settimana che non toccavo la bicicletta, e andare già così su un percorso del genere. Io sono sempre andata molto bene alle Bandie, perché è un percorso un po' per me. Francesca Cauzza, anche lei sta andando molto molto bene qui alle Bandie, lei che è molto longilinea su questi tipi di percorsi dove c'è da salita e dove si fa fatica, va molto forte. Beppe Dal Grande oggi fa fatica a riuscire a tenere la ruota di Perini e di Zoppas, mentre Nicoletta Bresciani è saldamente al secondo posto. Complimenti Nicoletta, perché sta facendo una stagione ottima, mentre Micheletto e appunto la Sofia Begin, che in questo momento è la prima delle junior. Vediamo qua invece gli juniores, sono in questo momento ancora tutti appaiati. Flavio Zoppas guarda la grinta, scende al volo e via su, anche incitati poi dalle urla di Giacomo Salvador, che era in questa parte del percorso. Ancora vediamo Francesca Cauzzi come cerca anche lei di affrontare il primo pezzo in bicicletta e poi su bici in spalla, quindi Francesca, nonostante appunto sia diventata una stradista, non ha dimenticato quello che aveva imparato nel ciclocross, mentre eccolo qua Moreno Pellizzon e Giulio Franzolin. Giulio Franzolin che fa fatica, però lo vedo molto meglio rispetto a qualche settimana fa, sta facendo dei progressi, si è un po' riposato, ha fatto forse degli allenamenti mirati proprio per arrivare in condizioni ottimali ai campionati italiani, ma detto questo oggi qua si respirava proprio il profumo delle gare internazionali. Adesso vediamo chiaramente il grande arrivo di questo atleta. Alex Bondavalli va a vincere, insomma un parterre da urlo, quello degli juniores, quindi battere Moreno Pellizzone, vincitore del Giro d'Italia, che è al secondo posto, denota che Bondavalli è veramente una grande freschezza. Quindi segue Luca Andreatta e Daniel Smarzaro, mentre abbiamo visto appunto questo è Andreatta al secondo posto, al terzo posto, Smarzaro al quarto. Flavio Zoppas, eccolo qua, saldamente vittorioso per quanto riguarda gli amatori della fascia 2, con Perini al secondo posto e Dal Grande al terzo, eccolo qua Giuseppe Dal Grande, quindi Feltre, Savio e Valentini, mentre andiamo ad attendere l'arrivo, eccolo qua, di Francesca Cauz su Nicoletta Bresciani, segue Giovanna Micheletto, Sofia Begin, che ricordiamo è la prima delle donne juniores, Lazzaro Ilegna, quindi la sottoscritta, e Paola Magnago, che è la prima delle donne master. Detto questo, chiaramente alla linea vanno i microfoni dei protagonisti di questa bella giornata di ciclocross alle Bandie. Alex, che vittoria! Beh, oggi hai messo dietro Pellizzon.
Sì, oggi finalmente è andato tutto per il verso giusto e sono partito subito dal primo giro che vedevo che la gamba girava bene, allora ho provato a fare il ritmo e pian piano ho visto che si staccavano uno alla volta e alla fine sono restato da solo e ho cercato di mantenere sempre sugli ultimi giri. Forse ha pagato per la maglia rosa, però certo oggi sei andato bene, ma un Alex strepitoso. Sì, sicuramente, oggi Alex è andato molto forte, è partito fin da subito davanti, ho provato a passarlo nel pezzo più fangoso all'inizio, poi ho visto che la gamba comunque non girava benissimo come domenica, diciamo che i percorsi erano un po' differenti, domenica era tanto guidato, invece oggi era più scorrevole, più un percorso simile alle Coppe del Mondo, sicuramente però ho sofferto un po' le trasferte e tutto, però contento comunque. Gigi Nardelli dice che lui sarà sempre più votato al ciclocross. Ma speriamo, con la squadra va molto bene, io mi trovo bene, quindi perché no? Flavio, le prossime 2 tappe saranno una pura accademia per quanto riguarda la maglia, stai andando stragrande quest'anno, proprio tantissimo. Sì, diciamo che a meno di cose strane dovrei essere il vincitore finale, insomma. Cosa ti è parso riverdire il 2008 e Coppa dei Campionati del Mondo in questo tracciato? Beh, questo è un percorso bellissimo, devo dire che se tutti fossero così sarebbe davvero bellissimo correre. La fatica è tanta perché il percorso era davvero duro, comunque anche divertente. Nicoletta, bentornata, insomma il circuito del Triveneto è sempre affascinante. Sì, il Triveneto è sempre un circuito affascinante, soprattutto in questa località, in questo posto del Lago delle Bandie, dove ho vissuto il mio primo mondiale da riserva purtroppo, però è sempre un posto bellissimo dove tornare. Dovrai venire in trasmissione, tutti ti pretendono, una volta in studio. Sì, dopo l'italiano prometto di venire. Io dico, se tu avessi iniziato così, ma gli italiani parteciperai? Beh certo, quest'anno ho iniziato un po' con calma questa stagione e oggi dopo 2 settimane è arrivata la terza vittoria, mi sentivo bene e in uno scenario così sono davvero contentissima di aver corso in un percorso così duro e spettacolare. Premesso che per me, e parlo per me, è un onore averti qua perché sei una ragazza che sta facendo grandi cose a livello internazionale, hai l'umiltà di venire a correre al ciclocross e lo prendi con grande professionalità, quindi credo che questo sia un pregio. Sì, è da quando sono esordiente che pratico questa disciplina e il ciclocross mi è sempre piaciuto fin da piccola e lo pratico anche adesso con passione e niente, ce la sto mettendo tutta per fare del mio meglio. Avvocato, sai cosa che mi interessava di questa storia? Che lei è da poco che fa il ciclocross. Sì, da quest'anno, ho iniziato quest'anno. Sì. Ma la cosa interessante è che gliel'ha insegnata suo figlio. Esatto, mio figlio che da quest'anno passa a juniores, ha cominciato da G6 con il ciclocross, ha fatto anche dei buoni risultati. È stato campione veneto, è stato campione provinciale del Treviso l'anno scorso e mi ha fatto appassionare lui. Ben rientrati in studio amici di Scratch, è passata anche questa, insomma junior, donne tutte fascia 2, qua la lotta è un po' aperta. Vogliamo ricordare che proprio a Vittorio Veneto si può scartare, mettiamo l'ultimo, il risultato più scarso di un atleta e a Scorzè doppio punteggio. Allora sì, magari poi Giacomo ci dà una mano. Da Vittorio Veneto in poi, quella settimana lì, ci saranno le classifiche scorporate. Cosa vuol dire? C'è uno scarto di una gara che non è detto che sia il peggior risultato, può essere anche un'assenza, visto che parecchi hanno avuto con la concomitanza del Giro d'Italia alcune assenze, ci sarà uno scarto, la classifica quindi partirà da lì e a Scorzè ci sarà il punteggio doppio. Questo anche per creare, giusto Giacomo, un po' più di movimento fino alla fine. L'abbiamo ideato l'anno scorso come gruppo di lavoro in maniera di dare più incremento all'ultima gara. Ipotesi la mia che era quasi fine gennaio, molti dicevano ormai ho vinto e se ne stavano a casa o non partecipavano. Invece così sono obbligati col punteggio doppio perché abbiamo visto l'anno scorso Zopas aveva vinto all'ultimo momento dal grande, ha trovato una grande giornata col fango e l'ha battuto. Mi pare anche giusto perché comunque ma è logico, bisogna trovare sempre delle soluzioni nuove che incrementino sia la partecipazione che anche l'interesse del pubblico. Insomma. Cosa ti è piaciuto di più di questo trofeo rispetto agli anni passati? Perché qualcosa di diverso si è respirato, Giacomo? Ma dico una cosa, siamo partiti con lo stesso entusiasmo, abbiamo fatto un gruppo di lavoro fantastico, poi è stato dato un po' di più importanza, che già ne avevano molto perché
è solo da ringraziare le società che organizzano, però dando quel discorso di poter mettere giù delle cartellonistiche anche loro, e allora si vede se uno lavora bene o meno bene. Dopo, in generale sono stati, direi, abbastanza bravi tutti quanti, chi più chi meno, però era il primo anno, però bisogna anche cercare di buttare via meno cartellonistiche possibile, perché costano soldi. In un momento di crisi più risorse riusciamo a ottenere, meglio è per la finale, che possiamo dare più soldi ai ragazzi e avere delle possibilità maggiori. E 30 maggiori. secondi li voglio io per dire quanto sia importante piegare gli striscioni, perché poi alla fine dei giochi quegli striscioni costano centinaia di euro. Se qualcuno li ripone come fa Giacomo e come fanno per il resto parecchi, non tutti, e insomma anche lo sponsor verrà più invogliato, ne abbiamo già parlato, che c'è gente che guarda con ammirazione, e allora dai il contributo a Giacomo perché hanno capito che con Giacomo non si scherza, le cose sono fatte bene. Allora tutto questo può creare quelle sinergie, che è una parola che a me fa un po' sinergie, no? Che poi dopo alla fine le sinergie sono in 4, 3 si grattano le palle e l'altro lavora. Poi non ho mai capito questa cosa qua. Però quelle sinergie vere, no? Che potrebbero veramente dare la svolta a sto ciclismo, perché alla sua epoca forse si pativa di più la fame, caro Longo, è vero? Sì. Però c'era la possibilità per tutti di entrare nella leggenda, è vero? Sì, logicamente sì. Saranno state le radio che erano migliori di noi. Volevo soffermarmi un momentino sulla pista, che ho sentito che si stanno preparando in pista, ma anche ai nostri tempi, quando montavano la pista a Milano per la 6 giorni e così, noi ciclocrossisti si andava in pista quando c'era la giornata piovosa, quando c'era il brutto tempo, a volte c'era la neve, si andava a allenarsi in pista. Perciò, sempre a Milano però, sempre in Lombardia. Sempre in Lombardia, perché l'unica pista che avevamo coperta in Italia era quella che veniva montata per la 6 giorni di Milano, per le altre manifestazioni durante la stagione invernale. D'estate invece ci si allenava anche al Vigorelli, perché c'erano una decina di prove, una ogni settimana, al mercoledì, dove partecipavano sia i P-Start, sia quelli che facevano il ciclocross, sia quelli che facevano la strada. Si accontentava tutti il pubblico. E si faceva l'eliminazione, si faceva l'americana, si faceva la velocità, si faceva l'inseguimento, e ognuno, a secondo della specialità che era più portato, partecipava a queste specialità. Beh, guardi, io alle 3 serie di Bassano sicuramente inviterò Franzoi, che è un ciclocrossista, e perché no, anche Fontana, perché so che va bene in pista. È un'idea che mi è venuta in questi giorni, parlando anche con Enrico, quando è stato nostro ospite, che potrebbe essere anche questa una bella cosa. È un modo per sdoganare questa cosa del settore, Sì, no? sì, Che sì, negli sì, ultimi sì. anni il ciclismo era o mountain bike o pista o strada, invece non è così. Bene, adesso diamo l'ultima trancia e poi parliamo anche dei big, Certo. che ce n'erano tanti proprio. le Esatto, bambine. quindi andiamo a vedere gli elite, gli under 23 e gli amatori della fascia 1. Ci sono momenti in cui ti viene voglia di dire questo è San Siro, il San Siro del ciclocross. Lago Le Bandie, dove con un tiro di occhio riuscivi a vedere tutto il percorso, dove un tiro di occhio eri così, a tu per tu con un grande campione come Marco Aurelio Fontana. Questo è un campione a tutto tondo, lo ricordiamo, un personaggio, io credo che sia forse il personaggio che più si avvicina all'immaginario collettivo dei giovani, lo accosta un po' al Valentino Rossi, è uno che nella sua immagine ha saputo molto fare, ed è un complimento perché sa esattamente chi è, sa esattamente cosa può, diciamo così, come può emozionare il suo pubblico, e quando arriva lui si sente che c'è un carismatico. Beh, sicuramente è un atleta al passo coi tempi, diciamo, che il ciclismo è cambiato negli anni, quindi serve un po' tutto, e Marco è anche il punto di riferimento per molti ragazzi che fanno il mountain bike e fanno anche il ciclocross. Abbiamo visto appunto partire gli open maschili con un bel parterre, oggi sarà una bella lotta: Fontana, Tabacchi, Braidot, Cristian Cominelli che sta crescendo molto bene, Thomas Paccagnella, tutti i ragazzi appunto che poi sono stati anche convocati dal CT Fausto Scotti per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Roma, con
gli amatori, appunto, tanto vediamo Marco Aurelio Fontana che sale appunto a piedi questo pezzo che sta diventando veramente molto molto difficile. Gli amatori della fascia 1 invece Del Riccio, Lavarda, Tabota, insomma sono questi i nomi dei primi, diciamo quelli un po' più attivi. Nel frattempo vediamo appunto la categoria degli Open che è tutta lì sfilacciata con un buon anche Iari Cisotto che ricordiamolo è un under 23, quindi ancora lì davanti per quanto riguarda appunto la sua categoria. Abbiamo visto anche Davide Malacarne, quindi un ritorno dopo Faidio Derzo anche di Malacarne in questa gara, sta andando molto molto bene, mentre Del Riccio e Lavarda in questo momento stanno appunto primeggiando per quanto riguarda gli amatori della fascia 1. E non soltanto, abbiamo visto anche Tabotta, ma soprattutto abbiamo visto come saliva quella rampa Marco Aurelio Fontana. Se lo guardiamo attentamente pare che faccia, sai, a spazzo, sai quando si scende i principianti quando scendono a spazzaneve, lo fa all'incontrario con le gambe leggermente divaricate, piede largo per avere più grip sul terreno fangoso. Vediamo invece Braidot come riesce a salire e riesce a salire più di Fontana, un Iari Cisotto che io non mi spreco più, sta facendo un ottimo triveneto come d'altronde lo stanno facendo in tanti, e perdonatemi ma un Paccagnella che io credimi quest'anno gli darei a Paccagnella il trofeo all'umiltà, alla voglia di esserci e alla voglia di partecipare. Poi Del Riccio l'abbiamo visto, fa una classifica a parte. Sì, beh, non mescoliamo Del Riccio con gli Open, Nicola, perché sono due categorie completamente diverse. Sicuramente oggi anche Michele Casagrande, che è appunto un biker della nazionale, venire a fare questa gara, insomma, fa vedere anche appunto che anche ai biker può servire a fare il ciclocross. Questa era uno strappo che col tempo è diventato molto molto duro per la gara degli Open, dove corrono praticamente un'ora, quindi alla fine è una gara dove non si poteva mai respirare. C'erano parecchi pezzi duri perché il fango poi è andato ovviamente a diventare sempre più pesante. Nel frattempo abbiamo visto come Braidot cerca di partire fortissimo, dietro abbiamo visto Cominelli con Fontana, un po' più staccato oggi Thomas Paccagnella che fa un po' più di fatica rispetto alle ultime tornate. Abbiamo visto bene anche Davide Malacarne, mentre Camille Del Riccio qualche problema con i pedali, cosa che oggi era un po' la normalità, visto e considerando appunto il percorso anche fangoso che dava qualche problema. Nonostante questo è lì davanti da solo Diego Lavarda, rientrato dalla vittoria al Giro d'Italia, anche lui molto bravo. Cipriano Gottardi, che ringrazio perché mi ha portato tante belle marmellate da mangiare, grazie Cipriano perché sono buonissime, e Tabotta che appunto in questo momento, e c'è anche un cagnolino che ha fatto il giro del percorso. Vabbè dai, me la togli dalla lingua, è una corsa a canne pestre, l'abbiamo già detto anche mi pare a Buia. Ecco, volevo farti una domanda Elenia, un'ora di sforzo a questi livelli, a tutta dall'inizio alla fine, la differenza tra questi e gli stradisti, perché gli stradisti sono nella pancia del gruppo, si sa, riescono quasi a non pedalare, ma a parità di sforzo su una gara a tappe, diciamo così una gara a tappe da 220 km. L'ora del ciclocross è paragonabile forse allo sforzo che uno stradista può avere in una salita, quale può essere l'arrivo, che ne so, sopra il Plan de Corones, una cosa del genere, perché comunque lo stradista, diciamo che il ciclocross è molto più simile a un cronometro, però anche lì dipende, perché nel cross ci sono molti rilanci, molto spesso nelle cronometro ti metti lì e vai, sei un diesel, no? Qui sei sempre fuori soglia, devi scendere, anche questo che abbiamo visto oggi è un percorso da ciclocross vero, come c'è alla belga, quindi hai da scendere, hai da spingere la bici, hai da guidare, hai da fare la discesa, quindi devi essere sempre lucido. In percorsi come questi, che sono corti, non hai neanche la possibilità di rifiatare, non hai un momento dove devi rifiatare, devi sempre scattare, devi sempre saper cambiare. Diciamo che paragonabile così non ne vedo, insomma, molto più simile, diciamo, al mountain bike cross country forse che alla strada, ecco. Certo che comunque vuol dire tante calorie che si bruciano nel giro di un'ora, quindi uno sforzo atletico veramente incommensurabile di questi atleti, mentre vediamo proprio il duo. A questo punto c'è Tabacchi e abbiamo Marco Aurelio Fontana che è stato sornione fino adesso, si è un po' svegliato e sta facendo una gara a par suo, perché è venuto sia al ciclocross e credetemi non è venuto assolutamente per allenarsi, lo vediamo da queste ultime battute, come va via e soprattutto con quale concentrazione e con la voglia di far bene. Questo è un grande professionista.
Sicuramente adesso mancano pochi giorni ai campionati italiani, agli appuntamenti poi importanti che sono mondiali eccetera, quindi vedere un Fontana lì davanti con un Tabacchi, comunque Maidomo, Thomas Paccagnella che dopo una partenza non felicissima sta rimontando, Cominelli che sta andando molto bene, i Braidot che sono giovani, ricordiamolo, sono elite al primo anno, quindi essere già lì a battagliare con uno come Tabacchi che ricordiamo quest'anno si è preso anche il lusso di battere Marco Aurelio Fontana, campionato italiano in cross country, quindi in questo momento abbiamo il campione italiano di mountain bike e il campione italiano di ciclocross. Eccolo qui Marco Aurelio Fontana che va a vincere al Lago Le Bandie, quindi un successo prestigioso il suo, il quarto in praticamente 4 settimane neanche, quindi ottimo periodo di forma per Marco Aurelio Fontana, Cannon del Factory Team. Secondo Mirko Tabacchi, eccolo qui, maglia della Forestale, secondo posto ottimo per Mirko a 29 secondi, quindi Daniele Braidot, il vincitore di Lucinicco, a 56 secondi, quindi molto molto buona la sua prova. Quarto sarà degli elite degli Open Cristian Cominelli, quindi volata tra Paccagnella e Pettinà per il quinto posto che va a Thomas Paccagnella, sesto è Pettinà, quindi settimo posto, ottimo settimo posto per Davide Malacarne, Europcar, e Jari Cisotto, eccolo qua, che è il primo degli under 23, quindi punti importanti anche per Jari Cisotto che va a battere Tommaso Caneva e Nadir Colledani. Questo è Tommaso Caneva. Andiamo a vedere poi, andiamo a aspettare gli amatori della fascia 1. Questo è Nadir Colledani, ottimo terzo posto, sta crescendo molto bene anche Nadir Colledani in ottica di campionati italiani. Amatori della fascia 1 che andranno a vedere questo Sercin Casanova che tiene stretti i denti per questa maglia e sarà lotta veramente fra Casanova e Cisotto per gli under 23. Carmine Del Riccio che è il primo degli amatori della fascia 1, eccolo qua, che va a battere Diego Lavarda in seconda posizione e Maurizio Tabotta. Seguono Perin, i due Perin Simone, Perin Fabio e Cristian Leghissa. Andiamo con l'intervista. E un plauso a questo campione. Daniele Braidot, una bella terza posizione, e poi questa era una gara veramente quasi internazionale. Sì, questa gara c'erano tutti i più forti, c'era Marco Aurelio e devo dire che andava veramente forte, specialmente nel tratto in salita. Ho provato a stargli dietro qualche giro, ma dopo basta, era più forte di me. Mirko, tu invece sei andato veramente molto bene oggi. Sì, bene, sono partito sempre noi tre, io, Daniele e Marco, e alla fine niente, Marco ha dato 2 o 3 accelerate, mi sono rimasto lì tranquillo, ho detto vabbè c'è Daniele che salva la situazione, e alla fine anche Daniele ha stretto i denti il più che possibile, dopo niente, Marco ne aveva di più e è andato insomma. La notizia di giornata è che oggi conquisti la maglia a scapito di Casanova. Sì, oggi finalmente ce l'ho fatta a prendere la maglia di under. Essendo il primo anno è più dura quest'anno, ho fatto un po' fatica alle prime gare, anche oggi non è andata benissimo, però ce l'ho fatta prendere la maglia, ho fatto terzo under, non assoluto mi sembra, e finalmente comincia la gamba a andare, ho fatto anche bei piazzamenti a Giro d'Italia e puntiamo tutto l'italiano e la nostra meta. Auguri. Grazie. Lo sai? Bene, tu? Andiamo. Secondo posto per Marco Aurelio, io non voglio un commento sulle scarpe, ma un commento sul percorso. Commento sul percorso, ma è bellissimo, no? Adesso a parte tutto, questo è un piccolo paradiso, no? La zona è molto bella, percorso bello, è più corto di quello del mondiale, ma giustamente bisogna anche capire le esigenze. Fai una gara regionale e devono correre anche i ragazzini, quindi è giusto che sia duro, ma non deve essere troppo impegnativo, no? Chiaramente noi Elite abbiamo fatto la nostra corsa, era abbastanza duro, c'era il pezzo lento di là, siamo divertiti, bello, correre qua mi dà sempre una strana sensazione. Tu sei un biker, però il ciclocross lo fai benissimo. Ma me la cavo, no? Però io dico sempre che quando mi danno un manubrio dei pedali in genere ci becco andare. Ecco, può essere una buona riuscita per coloro che non sono troppo stradisti, ecco, ma sono ciclocrossisti, insistere su questa disciplina. Certo, cioè io innanzitutto spingo per la multidisciplinarità, no? Cioè, tutti devono fare più discipline, sono tutte belle, poi chiaro ognuno avrà il suo momento di riposo, però è giusto fare il cross perché è bello, ci divertiamo. Davide, intanto è un piacere averti ai nostri microfoni. Il ciclocross per te è come una bella donna che sei innamorato, croce, delizie e tanta sofferenza. Eh sì, come donne e motori, gioie e dolori. No dai, sono contento di tornare al cross perché comunque è una disciplina che mi ha dato tanto.
e ora mi diverto e mi diverto in modo sano. Come oggi sono riuscito anche a tenere un buon piazzamento, quindi meglio ancora. Tanti appassionati, io compreso, tante volte abbiamo detto sì, su strada ti vediamo, però la tua finalità, la tua passione è il ciclocross, ti potremo rivedere ad alti livelli? Ma perché no, diciamo ora la mia dimensione è la strada, sto seguendo la strada. Mi piacerebbe farlo in maniera così goliardica, però sempre con impegno, perché comunque quando si fa una cosa bisogna farla con impegno. E magari il prossimo anno vorrei partecipare a quasi tutte le prove del Triveneto, vediamo se è possibile, insomma. E noi ti aspettiamo più che volentieri. Ma io me lo auguro, insomma, è il mio ambiente e la gente vedo che mi accoglie in maniera positiva, quindi sono contento sempre di tornare nei prati, ecco. Bene amici sportivi, che bella gara, insomma, Malacarne. Prima abbiamo visto la Cauzzo, un altro fenomeno, una ragazza internazionale, ma non soltanto, la Bresciani, voglio dire, non è che sono nate ieri, Esatto. tanto per dare giusto risalto anche alle donne, poi c'eri te, vabbè. Insomma. Beh, ma io ormai... Insomma, tu lavori, fai le World classifiche. Champion journalist. Insomma, voglio dire, insomma, stai a Vercene, Dai. vero? La dottoressa Elenia Lazzaro a Vercene. Poi abbiamo visto questa bella gara con un Malacarne che mi pare la seconda apparizione, ma vedo che va già come un treno e potrebbe essere anche questa una buona idea per il futuro. Abbiamo visto Marco Aurelio Fontana, abbiamo visto veramente dei campioni, perché lo stesso Mirko Tabacchi ha fatto una cosa esagerata. Quindi cosa pensi tu dei campioni che hanno avuto le bandine? Correndo gente come Malacarne dà degli stimoli, perché il crossista vero come Fontana o qualcun altro dice ma vengono qua loro a batterci, no? E sono costretti a impegnarsi, perché domenica ho visto una gara strepitosa, perché il Braidot è partito a tutta, ha messo un po' in difficoltà Fontana, poi è venuto fuori sul finale Tabacchi, però Malacarne ha fatto una gara strepitosa, perché io l'ho visto ogni giro sulla salita, non perdeva mai e non era al limite. Vuol dire che poi è la sua passione, è la fin fine. Poi si è obbligati, quando passi da junior a under, ti dicono ma sì, ti facciamo fare il cross e poi non te lo fanno fare. Io direi che la federazione stessa, è anni che lo dico, dovrebbe fare alle società di un certo livello anche nella nostra zona, 1 o 2 che corrono sul fuoristrada, fanno mountain bike, fanno ciclocross e se si sanno gestire possono fare anche la strada d'estate. La vostra scuola a proposito come funziona? Ma la nostra scuola... vorrei dire che la più grande cosa che abbiamo fatto è di aver scelto Alessandro Fontana, lo dico con il cuore perché è strepitoso, ogni giorno scopro qualcosa di nuovo su Alessandro e l'importante era partire, siamo partiti, c'è un entusiasmo enorme, abbiamo fatto anche qualche ora dentro in stanza per discutere, parlare con Alessandro e abbiamo consegnato anche una maglietta che il logo l'ha fatto... la Faoro mi pare, sì, ragazzina e con i stemmi di... Ed è aperta a tutti questa scuola? Sì, sta maglietta simbolica, però l'abbiamo fatta costruire il disegno simbolico del ciclocross a questa ragazzina che ci sono 2 ruote con un cuoricino sopra, abbiamo scelto quell'immagine, abbiamo messo su FAE, Cicloturistica Vittorio Veneto, la provincia di Treviso perché comitato provinciale e la forestale perché praticamente abbiamo avuto l'aiuto di questi 4 enti, però c'è l'entusiasmo che io non avrei mai pensato. Adesso pian pianino abbiamo il patrocinio del comune, chissà che qualche soldino non arrivi per l'anno prossimo. E si può fare scuola, credo che non sia niente di scandaloso. Mi piacerebbe quest'estate, come mi diceva Alessandro, fare un qualcosa come scorse d'estate, magari durante il giorno fare qualcosa per i disabili. E alla sera, magari dalle 5 prima che venga il buio, dopo una pasta per tutti, fare una cosa dentro in tenuta, che tanto è mezza illuminata. Smettete di rompere le palle alla gente che vuole fare sport, vuole far praticare sport, perché i soldi nelle scuole, ci sono scuole che non esistono e prendono contributi, queste esistono, basta andarle a vedere e quante cose stanno facendo, vero Carilini? Sì. Io darei la linea al nostro amico Angelo. Sì. Se non ti dispiace. Esatto. Salutiamo i nostri ospiti e partiamo con la seconda gara, la gara più importante dove vede tra gli scudi proprio l'amico Giacomo Salvador e l'etichetta, diciamo il logo con il grande Renato Longo col quale io mi
congedo da lei ringraziandola per la sua presenza, perché lei è stato un modello, continua ad esserlo e speriamo che lo sarà ancora per tanti anni. Grazie a Renato Longo, grazie anche a te Giacomo Salvador, noi ci vediamo nelle strade del ciclismo e diamo la linea a Angelo. Esatto, andiamo con la clip del dottor Angelo Mazzucato. Buonasera, un saluto a Nicola e a tutti gli ospiti in studio. Questa sera parliamo di sali minerali. I sali minerali, tutti diranno, ma li conosciamo benissimo, li usiamo da tanti anni, da molto tempo, in più varianti. Vorrei un attimo fare 2 o 3 appunti proprio su questo integratore, perché secondo me, ma non secondo me, ormai molti medici anche hanno notato questo, la gente abusa dei sali minerali, dagli sportivi ai sedentari. Si continuano a buttare dentro queste soluzioni molto concentrate di sali e si ottiene sicuramente l'effetto opposto. Aumenta la stanchezza, non si recupera per nulla, non si finiscono neanche le performance in certi casi. Perché? Allora, dovete capire bene che quando voi assumete delle soluzioni concentrate, in gergo si dice ipertoniche di sali minerali, lo stomaco che le deve gestire, le deve digerire, vedendosi arrivare a una quantità eccessiva di sali, rallenta. Deve lavorare maggiormente, deve lavorare di più. E cosa fa? Richiama sangue dalla periferia. E a chi lo sottrae? Ai muscoli. Quindi se voi avete fatto già un'attività di un'ora, ad esempio, magari in una stagione molto calda, avete sudato molto, volete recuperare cercando di assumere sali minerali e buttate giù una soluzione troppo concentrata, questi sali non andranno ai muscoli, ma rimarranno nello stomaco per un bel po'. E magari voi pensate di prevenire un crampo, perché prendete un sacco di sali minerali, vi verrà un crampo ai muscoli dello stomaco, la muscolatura liscia, perché lo stomaco si è un po' bloccato. Quindi la soluzione qual è? Se volete recuperare velocemente ed efficacemente con i sali, dovete assumere delle soluzioni diluite di sali, in gergo isotoniche o ancora meglio ipotoniche, molto diluite. Imparate a bere l'acqua con pochi sali in momenti ravvicinati, quindi ogni 20 minuti, mezz'ora, qualche sorso d'acqua con dei sali diluiti e avrete un aumento subito della resistenza, perché questi sali arriveranno allo stomaco ma andranno dritti verso il muscolo. Quindi la regola è pochi sali diluiti, maggior recupero, maggior resistenza. Non cadete nell'errore di molti che cercano di, addirittura per evitare di avere i crampi, prima ancora di partire, assumono già un 40-50 grammi di sali minerali. Assolutamente no. Il dosaggio massimo è 30 grammi in mezzo litro, o anche un litro volendo. Tanto l'acqua male non fa. Il trucco è bere poco e spesso con dei sali diluiti. Questo è il modo corretto e vincente per poter assimilare e recuperare il meglio con i sali minerali. Mineral Plus, ad esempio, è un salino isotonico formulato con forme citrate di magnesio e di potassio, tra l'altro c'è anche della vitamina C. Le forme citrate sono più biodisponibili, cioè ancora più assimilabili velocemente. Ripeto, 20 o 30 grammi in mezzo litro o in un litro e avrete un recupero ottimale ed immediato. Mi raccomando, salini diluiti, non concentrati. Vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo la prossima volta. Bene, siamo rientrati in studio con nuovi ospiti e visto che è una puntata per i giovani, giustamente conduco io, Argesi. Io sono giovane tra i giovani. Ok, tu sei un ospite allora. Sì, dai, faccio l'ospite. Beh, oggi guarda Nicola, abbiamo veramente una bella squadra del team Focus con insomma un ragazzo che abbiamo sempre nominato molto spesso nelle telecronache, Jacopo Dorigoni. Ciao Jacopo. Ciao. Poi abbiamo Valentina Cazzaro. Ciao. E abbiamo Leonardo Filippi. Ciao. Con loro, Nicola, secondo me dovremmo parlare un po' di multidisciplinarità, visto che questa squadra arriva da Bolzano, però fa mountain bike, pista, ciclocross e quant'altro. Abbiamo anche dei bei campioncini. Ma mi viene in mente la prima volta che ho intervistato Jacob, con la K, che ho detto, questo ragazzo esile, sai, gli dico com'è andata, sai, lui sento io mi sono spaventato, poi ho sentito che è anche bilingue e allora ho detto proprio guarda è un uomo fatto, poi dopo bravo ragazzo perché è solare
è simpaticissimo, mentre della Cazzaro io ricordo suo fratello volentieri perché è un pistard di prim'ordine e quindi meglio di loro, e anche lei va in pista, per cui meglio che con loro non si può parlare altro che multidisciplinarità, che poi continuiamo a parlarne noi e parlano un po' tutti, però si fa sempre un po' di fatica e questo non capisco. Però è bello avere anche qualcuno che la pratica, questa multidisciplinarità. Allora partiamo da Leonardo. E con questa domanda, appunto, voi intanto siete in una zona, quella dell'Alto Adige, che ha veramente tantissime possibilità di fare sport. Perché avete scelto il ciclismo? E se il fatto di fare più discipline del ciclismo, perché insomma mi avete detto, qualcuno ha fatto anche triathlon, poi dopo mi direte chi, vi ha portato anche dei risultati migliori su strada, o ad esempio in mountain bike o ad esempio nel ciclocross, cioè si possono combinare queste discipline secondo voi? Beh, allora, io mi sono avvicinato al bella ciclismo. voce, Guarda che a Bolzano si fa sentire, Argesi. Vai. Allora, io mi sono avvicinato al ciclismo dopo una serie di prove di sport differenti. Io da ragazzo ho provato un po' tutto, atletica, nuoto, ho provato tantissimi sport. Il ciclismo mi è piaciuto particolarmente e quindi ho continuato col ciclismo già da piccolo. Ho iniziato col mountain bike e poi ho provato la pista, la strada, il ciclocross e personalmente il mountain bike mi ha aiutato molto nel ciclocross per la tecnica, la strada e la pista mi hanno aiutato sempre nel ciclocross per la potenza e quindi secondo me un po' tutto ti aiuta e anche nella pista, ad esempio andare su pista ti dà il movimento della pedalata, molto utile per strada e sì, io ho provato anche BMX, non l'ho fatto tanto, però per il mountain bike è utile molto, per i salti e cose del genere. Per il cross, perché abbiamo visto che hanno cominciato ad inserire anche questi bunny hop un po' dentro i percorsi, sì, quindi comunque sì. guidare BMX. Ma Valentina, no? Tu hai tuo fratello che ha fatto un po' di tutto anche lui, me lo ricordo, il ciclocrossista, adesso uno degli elite insomma, più forti che abbiamo in Italia per quanto riguarda la pista. E io penso che Gioco Forza hai cominciato un po' seguendo tuo fratello, no? Sì. Però Bolzano l'ho sempre vista, l'Alto Adige, come veramente una fucina di una regione dove lo sport è molto incentivato, anche dal punto di vista scolastico. So che avete anche ad esempio degli incentivi monetari, no? di premi Sì. per gli atleti più meritevoli. Vuoi raccontarci un attimo? Beh sì, io ho iniziato il ciclismo seguendo anche mio fratello e poi l'ho seguito soprattutto su strada all'inizio. Poi ho visto mio fratello su pista, allora ho seguito anche lì e questi ultimi 2 anni ho fatto ciclocross, non da tanto. E sì, ci danno anche degli incentivi come l'Assisport che ci dà alcuni soldi per aiutarci e nella scuola non tanto, però alcune volte sì. Vedi Nicola, perché poi crescono e diventano anche dei professionisti, perché ci sono delle strutture dietro che vanno a supportare. Qualche giorno fa è morto Nelson Mandela, lo sanno tutti. Tanti hanno parafrasato esattamente quello che era il suo spirito e lui ha fondato tutto il suo credo proprio attraverso lo sport. Poi ho sentito anche parlare 4 cialtroni che parlavano di sport, parlavano della loro disciplina o di quest'altra disciplina e dicevano non è che noi parliamo, non è che parlava dello sport in generale, cioè cercavano di addomesticare questa frase che era molto esplicita e molto chiara. Nelson Mandela ha tributato tutto il suo spirito attraverso lo sport come germoglio della vita. Esatto. Non una componente della vita. Lo sport era esattamente l'integrazione dell'umanità per poter eccellere e dimostrare il meglio di se stessi come umanità. Allora questo non l'ha detto nessuno. Poi ci scorderemo che sarà morto Nelson Mandela, come ci scorderemo dei buoni principi. Ricordiamoci bene che tu hai fatto delle domande e sei brava, sì, molto brava. Grazie, sei molto... non me le sono preparate. Sulla multidisciplinarità, uno che fa il BMX, poi dopo può anche essere curioso di fare il ciclocross, poi dopo fanno un po' di pista. Cerchiamo di ragionare sul fatto che questi ragazzi qua, che sono così curiosi nelle multidisciplinarità, non hanno problemi
a inserirsi in una società dove c'è una contestualità di religioni o una contestualità di lingue o di razze, perché lo sport mette d'accordo tutto quello che diceva Mandela. Io vorrei approfittare di questo piccolo angolo che tu mi offri, e poi dopo vai con Dorigoni, sul fatto che mi preme che se sentiamo un'altra parte della società, di gente che non fa sport, ahimè ce ne sono molti, e se a Bolzano danno un piccolo contributo, un segnale importante che dovremmo tutti far nostro, tutta l'Italia, ed è per questo che sono a regime con l'autodeterminazione, è un popolo che è al di fuori dalle regole nostre come queste del Veneto, quindi funzionano così. Allora io quando vado a intervistare, o se vai a intervistare giovani che non praticano sport, la loro multidisciplinarità sta esattamente se fumare quello spinello che è diverso dal marocchino o è diverso dal pakistano, se tirare di coca è meglio oppure l'acido è questo. Questa è la vera battaglia del XXI secolo. O ci rendiamo conto che noi dobbiamo essere la cassa veramente di risonanza per poter portare più gente a fare sport, se no veramente di sport non se ne parlerà più. E questa è la cosa più grave. Poi dopo che lo facciano in tanti, che lo facciano bene o male, ma l'importante è parlare e dare voce a questi. Poi dopo io mi tolgo e parti pure con Dorigoni. Eccolo qua, col sorriso di Jacob. Allora Jacob, per te il ciclocross insomma una bella stagione, sei uno dei protagonisti fino adesso, ci sono gli italiani fra poco, non parliamo degli italiani, vedremo poi intanto i risultati. Quello che ti volevo chiedere è innanzitutto anche per te il ciclocross come l'hai vissuto quest'anno, perché hai fatto dei notevoli insomma miglioramenti e sei lì insomma a battagliare con i soliti che andiamo sempre a citare, voglio dire Bassani, De Bellis e quant'altro. Sì. E poi anche però fuori gara come vedi il mondo del ciclocross? Sì, per me questa stagione mi è piaciuto tanto, a parte i risultati, ma si è fatto un gruppo tra noi, ho conosciuto Pozzato, Bassani, De Bellis, Raffaele Lavieri, e sì, Covi, Caloni, e noi ci troviamo dopo ogni gara, siamo amici, sì, facciamo i nostri giretti, guardiamo i grandi e sì, possiamo imparare da loro. E hai detto dei nomi non a caso, Nicola, perché Lavieri, Basilicata, Covi, Lombardia, quindi proprio un insieme l'Italia, insomma, il ciclocross ti porta ad avere un gruppo di amici che alla fine rappresentano tutta l'Italia. Sì, anche Andrei Flas, che non è italiano, fa le gare qui in Italia, ma è moldavo. E poi guardate le gare, ecco, guardare le gare degli elite, no? Che è una cosa che molto spesso per chi non è avvezzo del ciclocross non riesce a capire come fa una famiglia a stare via, oppure un gruppo di giovani dalla mattina. A che ora partite voi da Bolzano per venire alle gare di solito? Presto? Presto, o il giorno prima quando è il Giro d'Italia, perché lì si può solo provare il giorno prima. Ecco, e nelle altre gare di un giorno che ora partite di solito? 6, 7. E tornate tardi? 7, 8. Ecco, allora cosa vi fa restare fuori tutta la giornata, però penso siete anche contenti, no? Poi di vedere gli elite. Sì. Cosa imparate guardando gli elite? Questo volevo capire un po' da voi, insomma. Anche loro prima della gara si vede che sono un gruppo e dopo come guidano la bici. Sì. Chi è il tuo idolo adesso? Cioè il tuo campione di riferimento? Fino adesso il migliore è Gioiello Bertolini, perché come primo anno Andor è avere la maglia rosa. Quindi piace Gioiello? Beh, Gioiello è un personaggio, quindi devo fargli i complimenti. Bene. Marco Aurelio Fontana. Certo, passo ragione. Viene a fare 2 gare e dopo vince l'italiano. Incredibile. Bene. Nicola, vuoi fare qualche domanda? No, guarda, dicevi sono fuori ma poi rientrano, no? Loro rientrano e io vorrei sempre spezzare una lancia, che quelli che stanno fuori e non rientrano mai sono quelli che non fanno sport. E io mi raccomando sempre, perché io la mia vita l'ho attraversata completamente sempre attraverso lo sport. Ancora da giovane che ero ragazzino a Torino giocavo al pallone, mi piaceva da morire il calcio, come mi piace tuttora. Poi mi sono appassionato dopo i mondiali al ciclismo, perché mi piace il ciclismo, ma come mi piacciono tutte le forme di sport, l'importante è che aggreghino. E tu tante volte hai detto che la divisione non ci appartiene, no, vero? Almeno non per il mondo che conosco io, il ciclocross non è... Lo sport non crea divisioni, crea soltanto condivisioni, e specie anche nei media che facciamo delle trasmissioni, usiamo il cattivo vezzo di essere gli unici e i migliori, quando non si è né unici né migliori. Siamo nel contesto di un grande progetto, che è il grande progetto dello sport.
con il quale bisogna saper far conti e bisogna dare dimostrazione di essere degli ottimi dirigenti, degli ottimi Arcorne o come nel tuo caso, delle ottime giornaliste. Io sono stanco, ma stufo di trovarmi a che fare con gente che oltretutto rispetto anche moltissimo, che vivono nell'invidia se qualcuno parla meglio o meno. Io odio, e lo dico sempre, se tu, un paragone, se mi vengono a dire che tu ti firmi dottoressa Ilenia Lazzaro, e io tante di queste persone, tutte le volte che me lo chiedono a me, me lo chiedono spesso, ma perché... Che mi firmo perché me la sono anche guadagnata No, la laurea. ma a parte il guadagno, Non l'ho comprata su ma a parte il internet. guadagno, ma scusami, se io ho una figlia che si firma dottoressa, vuol dire che ha lavorato nella vita, ha fatto qualcosa. Se poi dobbiamo essere orgogliosi di quelli che uccidono le persone con l'omicidio stradale perché sono ubriachi marci e perché comunque della vita loro non gliene frega niente, ancor meno di quella altrui, dobbiamo idolatrare questi? Allora io piuttosto che avere come firma ho una figlia, un mio congiunto stretto, insomma cosa dobbiamo mettere? Scusatemi la brutta parolaccia, ma tanto non deve essere ipocriti, perché comunque se guardiamo altre trasmissioni le dicono anche alle 10 del mattino, ma cosa devo mettere come firma? Devo essere orgoglioso, non so, ladra o prostituta o ancor peggio e poi. Se una è dottoressa, viva Dio, ringraziamo il cielo che c'è qualcuno che studia e viene qua in Italia, sta qua in Italia e fa le cose. Poi dopo le critiche, a me mi viene la pellagra ed è per quello che in questa trasmissione tu sai quanta fatica che facciamo a tirare avanti, perché non sono un buon, come si dice, un uomo che riesce ad addomesticare tutte le masse, riesco invece ad attirare invece tanti nemici, perché le cose stanno così per me, poi dopo posso dire delle sciocchezze. Oggi è un inno alla gioventù e tu... Un inno alla gioventù che tra l'altro insomma sono ragazzi che parlano quasi, tutti e tre parlate bilingue, vero? Sì, è normale un po' da voi, no? Sì. Giusto? Non so, Io il tedesco Leonardo. lo parlo molto poco. Tu parli molto poco, però l'ho studiata a scuola comunque Sì. come lingua. Sì. E Valentina anche te, penso? Vabbè, Jacopo lo sentiamo perché fai... Allora, tu sei di? Vadena. Bolzano. Lives. E Lives, quindi abbiamo racchiuso quello che è stato poi, sono state le gare storiche del ciclocross in Alto Adige. Ecco, io direi, se non ti dispiace, sai che abbiamo il mio amico Angelo, che ha un bel ciuffo, a me quel ragazzo piace perché Angelo, sei innamorato di te? No, innamorato, è un bravo ragazzo, non so se sono innamorato in maniera, cioè sono regolare, guardate che non è che metto qua il ciuffo pure io e per fare spettacolo ci mettiamo le parrucche e facciamo i fenomeni, quagliette e quaglioni, però è un ragazzo che sa esattamente parlare, e poi te l'ho detto, a me quel ragazzo là piace perché dal primo momento ha detto gli integratori non servono fino a 15 anni, servono un tubo. E già questo gli ho aperto le porte di casa mia, perché è giusto che sia così. Quindi andiamo a vedere Angelo con i suoi consigli settimanali. Via la clip. Buonasera ragazzi, un saluto a tutti gli ospiti dello studio. Questa sera parliamo dell'integratore con la I maiuscola. Parliamo di carboidrati. Oh mamma mia, Angelo, cosa stai dicendo, i carboidrati? Nel mondo sportivo i carboidrati sono un po' troppo demonizzati perché si dice ingrassano, no, io i carboidrati non li voglio. No, NO proprio con la N e la O maiuscola. I carboidrati nello sport e in particolare negli sport di endurance sono la benzina, sono il vostro carburante per i muscoli. Una macchina senza benzina non va avanti anche se è una Ferrari. Un fisico allenato, peggio ancora se non è allenato, senza il carburante necessario, ovvero gli zuccheri e i carboidrati, non può andare avanti. Ovvio che se io sto facendo una gara o un allenamento molto intenso, magari di ciclocross o di gran fondo, non posso mica mangiarmi un piatto di pasta, che andrebbe bene tra l'altro. Non è pratico e poi come faccio a usarlo? Come faccio a mangiarlo? Cosa può venire in aiuto in questi casi? Vengono in aiuto le maltodestrine. Questo integratore con la I maiuscola. Le maltodestrine cosa sono? In gergo tecnico si dice sono un oligomero, cioè un piccolo polimero di glucosio. Il glucosio è lo zucchero più semplice. Qual è il vantaggio di questo oligomero, di queste maltodestrine? Che, anche se molti dicono che sono a lento rilascio ed è un errore, sono un prodotto che sono a velocissimo rilascio, o meglio,
entrano nel torrente circolatorio quasi subito, immediatamente, e lì rimangono e rappresentano una scorta costante di energia, perché vanno a ripristinare il glicogeno muscolare e al momento questi mattoncini di glucosio vengono presi, staccati e utilizzati. Quindi uno sportivo aerobico, che fa sport aerobici, non può non avere le maltodestrine con sé. Tra l'altro le maltodestrine hanno un secondo vantaggio, quale? Che possono essere formulate in più prodotti diversi. Si possono trovare nella classica latta in polvere, purissima, quindi si sciolgono 50 grammi, ad esempio in mezzo litro d'acqua, e si ha una copertura di 3 ore e mezza anche. Oppure si possono trovare in pratici pack, si dice un po' in gergo pratico, in gellini, questi pack, in questi stick pack, oppure in doi pack in forma liquida. Le maltodestrine poi si possono associare benissimo come formulazione, ad esempio, agli amminoacidi ramificati. Quindi vedete che sono quasi come i Lego, per usare un vecchio gioco di quando ero più piccolo. Come se fosse un mattoncino, lo posso usare in polvere, in gel, in liquido, lo posso aggiungere ai sali minerali, lo posso aggiungere agli amminoacidi, quindi possono essere utilizzate prima di un'attività e durante. Non tralasciate mai questo integratore, perché se volete allenarvi costantemente per uno scopo, per un fine molto importante, per una gara molto importante, andate a cercare e a usare l'integratore migliore, le maltodestrine. Vi ricordo, 50 grammi, mezzo litro se usate la forma in latta, o quei gellini o quei doipack liquidi, fluidi in realtà, perché non è proprio un gel, è a metà tra il gel e il liquido, che coprono circa un'ora, un'ora e 20. Quindi è a vostra scelta, a vostro gusto. Si possono trovare gusto limone, arancia, cola, agrumi, insomma diversi gusti, diverse forme, praticità, biodisponibilità maggiori, minori, come volete. Non dimenticate mai di usare le maltodestrine e avrete senz'altro e senza dubbio un aumento netto della resistenza. Un saluto e alla prossima volta, grazie. E ben rientrati in studio, manca proprio poco a tutta la gara, tutte le gare di Vittorio Veneto, vedremo sugli scudi l'amico Giacomo Salvador che è stato ospite in studio con noi. Sai che ti devo correggere? Perché si chiama fatto una gaffa. Team Südtirol. E Stavolta Argesi hai ragione. La pronuncia tedesca per me è come mangiare la bagna cauda. Come no? Sì, io so tutto del tedesco. Mi ricordo, mi hai raccontato di quelle cose. Sì, guarda, devo raccontare perché sembra una barzelletta, ma ci impiego 30 secondi. Tanti anni fa, quando mi sono fidanzato con mia moglie, siamo andati in Germania con il suo papà e mentre andavamo in Germania, dopo Monaco, vedevo sempre una scritta che era Ausfahrt. Dopo un'oretta, 2 ore, così, è sempre sta scritta. A un certo punto mi giro davanti a mia moglie che era vicino a me e faccio: ma sta attento, ma quanto cacchio è grande sta città di Ausfahrt, hai capito? E allora lì ti puoi capire un'idea di una risata esagerata. Mio socio voleva buttarmi fuori dalla macchina perché era l'uscita, ma io non avevo compreso che era l'uscita, pensavo fosse una megalopoli, sai, tipo che non finiva mai. Succede però, tu inutile che tu ridi. Io ti vorrei vedere a te andare giù in Sicilia e che ci vedono, ti dicono, non so, i Warrior Revolver, bot, tu che cosa ci capisci? Io telefono Raffaele Lavieri e lui mi spiega tutto. Ecco. Ma chi è sto Raffaele Lavieri? Lo invitiamo, sono gli organizzatori di Paterno. Ciao, ma ci guardano anche della Puglia, la Crizia Ruggeri ci guarda. Ma no, pur dalla Puglia ci guardano. Certo. Ma non è possibile. Sì, ci guardano, dalla Sicilia. Fanelli dalla Toscana, basta perché poi devo salutare tutti quanti. C'è tanta gente che ci guarda. Stai attenta, adesso diamo le immagini a questa penultima tranche, poi dopo settimana prossima faremo qualcosa con i campionati italiani, no? Grazie anzi per il tuo impegno Ilenia, però è stata una bella passeggiata. Sono state tante belle gare, manca veramente poco, mi viene da piangere. Ma a me no, sinceramente. Come sì, perché finisce già il ciclocross. Vabbè, ma ripartirà il mountain bike, potrà ripartire la strada. Ma io sti ragazzi qua vorrei fargli un'ultima domanda. Voi siete ancora allievi? Sì. E io il prossimo anno sai che ho una voglia di fare solo pista. Ecco, quindi adesso gli giri l'invito subito. Sì, sarebbe bello vederli in pista qua a Bassano del Grappa, sperando poi in un velodromo coperto. Ne abbiamo parlato in prima parte di puntata, però sarebbe bello vedervi là e fare una bella sfida tra allievi e anche esordienti, che credo che siano diciamo,
quell'età giusta per poter cominciare Esatto. a praticare, vero? Domanda veloce, qual è la disciplina di pista che vi piace di più? Corsa a punti o eliminazione? Corsa a punti o scratch? Eliminazione. Grandi. Lo Io invece inseguimento individuale. Ah sì? Io sì. Perché da Quello sola, no, tranquilla. No, mi per piace, mi è fare- sempre piaciuto un casino. Però senti lo Quello scratch. noi non l'abbiamo ancora fatto. Infatti voi l'avete ancora fatto, ma poi quando lo farete vi piacerà anche l'inseguimento, sicuramente. Bene, allora mandiamo la lunga cronaca. Mandiamo tutte le gare di Vittorio Veneto e gli salutiamo anche i nostri telespettatori e vi diamo appuntamento la settimana prossima. Quindi via Vittorio Veneto, tutte le gare. Guardatele perché è veramente un bello spettacolo. Ciao. Ciao. Bene, come detto, immagini da Vittorio Veneto per il 29esimo Gran Premio Città di Vittorio Veneto. Quindi intanto un paesaggio meraviglioso, un parco strepitoso e un'organizzazione proprio da grandi eventi. Allora Elenia, qua susseguiamo le bandie, però certo questo è il ciclocross del campionato italiano. Sicuramente il percorso ricalca buona parte del percorso dei campionati italiani dello scorso anno, all'interno però tutto dell'area Fender, quindi un po' più corto ma sicuramente molto suggestivo e molto duro perché ci sono state le piogge dei giorni precedenti alla gara e perché comunque in questo caso vediamo la partenza degli esordienti che per la prima volta quest'anno sono primo e secondo anno insieme, ovvero gli ex G6 sono passati esordienti del primo anno, quindi una cinquantina di atleti al via. Alla faccia della crisi che dicono, quasi partono le donne, 50 esordienti vuol dire un bacino importante e soprattutto dove poter attingere se veramente la multidisciplinarità e se veramente il ciclocross può stare a cuore anche ai vertici della federazione. Tanti stanno facendo dei grandi passi, siamo proprio quasi in chiusura di questo trofeo, però il mio ringraziamento va sicuramente a Gino Micheletto perché è sempre in campo, lo vedremo anche a Scorzè, ma non soltanto, c'è anche Paolo Garniga, un altro che si è speso molto, e tutti gli atleti. In questo caso vediamo proprio Tommaso Dalla Valle, il quale in questa gara è partito con una splendida forma. Ecco, questo è un ragazzo che si è preparato per i campionati italiani. Sicuramente Tommy Dalla Valle in un percorso di questo tipo può andare bene, lui che è leggero, che va anche a piedi, vediamo anche subito partito a sprombattuto e vediamo che appunto gli esordienti affrontavano metà della salita che dovranno poi fare tutte le altre categorie. Tommaso Dalla Valle che quest'anno è stato magari un po' sfortunato in qualche occasione, ve lo ricordiamo, ha avuto anche delle cadute, però comunque è stato uno dei migliori 5-6 all'interno di questo trofeo. Subito dietro Filippo Fontana che corre praticamente in casa, visto che appunto la scuola di ciclocross si fa proprio all'interno del parco Fendel, è lì dietro, quindi cerca appunto di ricongiungersi con Tommy Dalla Valle, dietro Carpene e Cover, quindi un altro un duetto che va a completare il terzo gradino del podio. Grande il ragazzo Fontana, il ragazzino Fontana che sta andando alla grande. Certo, Tommy Dalla Valle e Fontana vogliono dare una scossone per dire ci siamo anche noi. Gli altri due, Carpane, insomma, sta cercando di controllare, forse non vorrà fare tanta fatica perché sa che oramai la maglia è sua. Invece un altro tributo va alle donne con la Pauletto che sta andando molto bene. Sì, la Pauletto che però, attenzione, è lì davanti con la Asia Zontone che era un ex G6, quindi un esordiente del primo anno, ed essere già lì davanti in una gara che dura comunque 10 minuti in più di quella che si facevano da giovanissimi denota un ottimo stato di forma per i campionati italiani. Salutiamo anche Sergiano che in questo momento è intorno all'8° posto, dopo vediamo Martinuzzi, Felice e Frattin, mentre appunto eccola qui la piccolina Asia Zontone, la figlia di Zontone, l'organizzatore di Buia, e che è già lì davanti con una grinta veramente che denota un ottimo stato di forma. È impressionante, in effetti era appena una G6 fino a qualche giorno prima, si cimenta già con le grandi, perché qua ricordiamo che ci sono delle ragazze che hanno un anno in più, insomma, e non è poco. Sicuramente un anno in più e soprattutto una stagione di gare in più, perché appunto le gare dei giovanissimi avevano un percorso che era ridotto rispetto a quello degli esordienti, quindi ovviamente vederla già lì davanti con la Pauletto non è brutta cosa, insomma in questo momento la Martina Toffanin è in terza posizione mentre loro due sono lì davanti che si giocano la vittoria finale. Detto questo, voglio dire, stiamo arrivando alla conclusione di questo trofeo Triveneto. Questa è un'altra ragazza che è progredita molto.
Sì, beh, la Toffanin è lì anche per un ottimo piazzamento, secondo me, assieme alla Pauletto per i campionati italiani. Staremo a vedere. Nel frattempo Tommy Dalla Valle, solitario lì davanti, sente la vittoria, però vediamo che Filippo Fontana non demorde, cerca in tutte le maniere di portarsi sotto, ma il ritardo è sempre attorno ai 15-20 secondi, quindi anche qui in questo percorso da duri, 2 scriccioli così davanti, e con dietro invece Carpene e Cover che stanno cercando di andare a riprenderli. E notate che la maestria di questi ragazzini nell'affrontare un tratto che vedremo poi anche i più grandi faranno a piedi, quindi veramente chapeau. Eccoli qua, Cover con la sua maglia arancione della Mottense, Samuele Carpene che fa un ruzzolone dentro, ci sta insomma anche un piccolo bagno oggi dentro le pozzanghere. Vorrei soltanto far capire alla gente che quel ruscello là, chiaramente depositato dalle lunghe piogge di questi giorni, di settimana scorsa, insomma l'acqua è fredda, cioè voglio dire, questi qua si rialzano come nulla fosse, non sono degli eroi, sono dei ragazzi che non hanno perso il contatto con la natura, il contatto con la terra, ed è la cosa più naturale. Uno è viva veramente anche alla Pauletto, che con qualche difficoltà riesce a risalire in sella, e vediamo con quanta maestria riescono a stare sui pedali. Voglio dire, è vero, questo è ciclocross, è la massima espressione, ed è anche la massima espressione per quanto riguarda la bicicletta, anche l'usura della bicicletta, ma poi dopo una massima espressione perché questo qua è un mezzo di locomozione di tutti i giorni per questi ragazzini, e se sanno ben guidare vuol dire che avranno ad affrontare i pericoli della strada, ma forse con meno pericoli. Veramente maestria da griglia di questi ragazzi. Vediamo Tommy Dalla Valle con un arrivo show perché per la sua vittoria, secondo appunto Filippo Fontana. Andremo a vedere poi chi sarà il terzo in questo momento tra Carpene e Cover. Andiamo a vedere chi vincerà appunto il duello, ed è Samuele Carpene che prende ancora punti per la maglia del trofeo. Ed eccolo il podio, primo Tommaso Dalla Valle, secondo Filippo Fontana, terzo Samuele. Ragazzi esordienti. Nel frattempo, se Zontone si sarà appunto liberata di Toffanin e Pauletto. Intanto abbiamo visto Chiandussi, primo dei primi anni. Eccolo qua, eccola quasi Zontone, prima vittoria per lei. Segue Martina Toffanin e Denise Pauletto. Bene, adesso siamo con gli allievi primo e secondo anno, e poi abbiamo le allieve tutte quante qua abbiamo scontri abbastanza importanti ai vertici. Dorigoni che lo abbiamo in studio, insomma è una bella giornata anche per lui, e qua un Bassani che lo troviamo in splendida forma, un Andrea Pozzato, anche lui che è stata un po' la rivelazione di questo trofeo Triveneto, e poi partiranno gli allievi al primo anno. Falsa partenza, vuol dire che c'è un po' di stress. Vabbè, sicuramente c'è quell'adrenalina della partenza, perché nel ciclocross partire davanti, partire bene, soprattutto in percorsi di questo tipo, è essenziale. Abbiamo visto appunto gli allievi secondo anno partire con Bassani in maglia di leader, partono anche gli allievi al primo anno con Alberto Brancati in maglia di leader, ma occhio perché Zana sta andando molto bene in questo ultimo frangente di gare, mentre le ragazze allieve con la Letizia Borghesi in maglia di leader, ma abbiamo anche la Casasola che sta andando molto molto bene anche in ambito nazionale. Adesso vediamo quale forza in campo. Chiaramente è imminente oramai il campionato italiano, quindi giustamente i ragazzi hanno anche la testa un po' a quello che è la massima espressione nazionale, quindi i De Bellis, i Bassani si ritroveranno in quei luoghi con altri avversari chiaramente fortissimi,
però credo che loro abbiano avuto forse una possibilità in più rispetto ad altre regioni, aver potuto comunque frequentare questo trofeo Triveneto e dargli veramente una buona gamba. Beh, sicuramente i percorsi, sicuramente Vittoria non assomiglia a Orvieto, però denota già il fatto di vedere questi ragazzi che poi quando vanno a fare le gare nazionali sono lì davanti, denota insomma che è un'ottima palestra per far crescere questi ragazzi in determinati percorsi, quale può essere quello di appunto Vittorio, che è un percorso di vero ciclocross, ragazzi. Questo è il ciclocross, cioè ci vuole la salita, ci vuole la discesa. Questi sono i tipici percorsi che ho trovato negli anni in Svizzera, per esempio. Abbiamo visto Michele Bassani che cerca già di staccare tutti gli altri e ci riesce in questo momento, dopo un avvio invece dove avevamo visto davanti Jacopo Dorigoni, che avevamo avuto anche in studio, e Davide De Bellis. Tra le donne la Sara Casasola sta cercando già di appunto primeggiare nei confronti di De Bellis, Camatta, Borghesi, che sono un po' quelle lì, le ragazzine che sono un po' più avanti rispetto alle altre. Bassani vede anche lui la maestria nell'affrontare quel pezzo di percorso. Gli allievi già affrontavano un percorso completo, quindi con la lunga salita, quasi 200 metri da affrontare, chi strascinando la bici, chi bici in spalla. Vediamo Pozzato e Jacopo Dorigoni, un po' più indietro oggi Davide De Bellis, che in effetti con la sua stazza fisica in questi determinati erte fa un po' fatica. Abbiamo detto, poi 200 metri di salita, mi sembrano tanti reduci questi ragazzi, è anche commovente come immagine. Insomma, vediamo anche la numero 91. Sara Casasola, che sta veramente andando su molto forte a piedi. Fanno più fatica le altre donne, Alessia De Bellis, Ludovica Camatta e via via tutte le altre. Non sembra far fatica in questo momento Michele Bassani, perché il percorso è veramente molto pesante, c'è molto fango, poi man mano che vanno avanti le gare, lo vedremo, ovviamente il percorso si rovina, quindi giustamente molti si chiedono ma perché magari gli esordienti o gli allievi riescono a fare dei pezzi in bicicletta e gli elite non li fanno, perché ovviamente gli elite corrono per ultimi e hanno il percorso che è un po' nel peggiore delle condizioni, ecco. Qui in questo momento Bassani riesce ancora a fare in bici determinati pezzi, quindi riesce ad avvantaggiarsi anche molto. Vediamo dietro Dorigoni con Pozzato, un Pozzato mai domo, e vederlo lì a una settimana del campionato italiano secondo me fa ben sperare per questo ragazzo, per questi ragazzi che secondo me potranno veramente dire la loro in ambito nazionale, perché sì, c'è Folcarelli, magari c'è Covi, ce ne sono degli altri, però i nostri hanno sempre fatto molto bene. E De Bellis, che nonostante magari non è un percorso per lui, è comunque lì a stringere i denti. Stringe i denti, però Bassani è leggero ma anche potente. La Casasola è leggerissima e anche potente. Questa è madre natura. Beh, sicuramente bisogna anche essere portati per fare il ciclocross, quindi secondo me ci sono delle strutture fisiche che sono diciamo migliori, magari avvantaggiano un po' di più. Poi dipende sempre se uno ad esempio va a piedi, perché abbiamo visto in questa gara quanti magari si ostinavano a fare in bicicletta dei pezzi dove magari un podista forte può comunque, vedi in questo momento qui il ragazzo della Sanfiorese sta andando a piedi, va come l'altro in bicicletta, quindi poi dipende un po' anche dalle caratteristiche fisiche poi dei concorrenti. Comunque diciamo che tra gli allievi a primo anno Filippo Zana, che ha cambiato squadra e quindi con la Contrautozaia, il ragazzo abbiamo visto prima, è nettamente al comando. Segue il suo compagno Mattia Raccani, De Vettori e Brancati, che in questo momento è in quarta posizione. Brancati l'abbiamo visto leggermente in difficoltà fino a questo punto, è perché la sua condizione ha avuto un momento di singhiozzo in vista dei campionati, oppure proprio perché ci sta? No, è il percorso che cambia, ripeto, questo è un percorso duro, quindi chi è portato a fare è già diverso da Lucini con un percorso di questo tipo, perché aveva di quelle salite da tanti pezzi da fare a piedi, e ripeto, quella erta di 200 metri da fare a piedi conta, loro magari l'hanno fatta 5 giri, quindi 5 volte, 4 volte, vedi anche la Camatta, fa fatica nonostante sia leggera, perché comunque questi ragazzi non è che sono abituati a correre a piedi tutta la settimana, quindi ovviamente poi conta, ecco, alla fine. Qua mi viene da dire c'è lo zampino di Longo. Beh, c'è lo zampino di Longo, ma questo è un percorso bellissimo, io li adoro questi percorsi qui, ce ne fossero così sempre, perché poi vai in Svizzera sono così. De Bellis nel frattempo è lì davanti, quindi continua imperterrito, ha un vantaggio netto, perché arriverà attorno ai 2 minuti di vantaggio, quindi un vantaggio molto netto. In questo momento ci siamo un po' avvicinati, vediamo Dorigoni e De Bellis che sono lì appunto per il secondo e terzo posto, mentre Filippo Zana, che è del primo anno, ha preso Andrea Pozzato
Pozzato, quindi ottima forma per Filippo Zana in vista dei campionati italiani. Seguono per gli allievi primo anno Mattia Raccani e Lorenzo De Vettori. Un Bassani che lì davanti è di disarmante il suo vantaggio. È vero quello che dici di Andrea Pozzato, però abbiamo a che fare con Zana e Raccani che sono due campioni italiani, non sono una scoperta, questi stanno veramente reimplementando quello che hanno già fatto vedere di buono lo scorso anno. Per quanto riguarda le donne abbiamo visto un po' in difficoltà questa atleta. Sì, al comando c'è la Casasola, segue la De Bellis, Ludovica Camatta e la Letizia Borghesi, maglia di leader in questo momento è al quarto posto. Occhio perché appunto con lo scarto e con il punteggio doppio di Scorzè parecchie categorie saranno incerte fino all'ultimo, ed è bello così perché il ciclocross alla fine è uno sport dove si decide alla fine proprio quando tagli il traguardo, quindi è giusto che certe classifiche siano movimentate fino alla gara di Scorzè. E sono d'accordo perché dovrebbero rifarlo sulla corsa a punti in pista, che quando c'era l'ultimo traguardo era punteggio doppio, dava quel pepe, quell'incertezza che fino alla fine te la potevi giocare. Nel frattempo lo vediamo, eccolo qui, Michelino Bassani che va a vincere l'ennesimo trionfo per lui. A 2 minuti Jacopo Dorigoni, segue Davide De Bellis, quindi Andrea Pozzato per quanto riguarda il quarto posto assoluto. Dovrebbe arrivare anche, eccolo qui, il primo degli allievi al primo anno, Filippo Zana, nuova maglia Contri Autozai, segue il suo compagno di squadra Mattia Raccani, anche questo ragazzo da tenere d'occhio, sarà sfida per gli italiani, quindi Lorenzo De Vettori per gli allievi al primo anno e Alberto Brancati. Donne, eccola qua, Sara Casasola va a vincere ancora, quindi anche lei occhio agli italiani, su Alessia De Bellis, Ludovica Camatta e Letizia Borghesi. Uno sprint veramente incredibile e complimenti a Giacomo Salvador che ci hai fatto veramente brillare gli occhi. Adesso diamo sicuramente la linea alle interviste con queste bellissime volate che sono veramente state fantastiche. È un primo anno. Bene, questa è la gara junior, donne tutte, fascia 2, abbiamo visto questo bel mazzo di fiori. Andrea Bassani, che è fratello di Michele, ha corso tanti anni, va a prendere i fiori del fratello, è bello vederlo sempre qui alle gare. Nel frattempo siamo alla partenza degli juniores, che sono una quindicina oggi, delle donne che sono sempre una ventina, e degli amatori della fascia 2 che sono insomma una 25, quindi anche qua una sessantina di atleti totali per denotare che il trofeo ha i numeri anche quest'anno. A corrente alternata è ritornato Giulio Franzolin, sicuramente con la voglia e il piglio di far bene, visto che si era anche comportato bene il giorno prima in quel di Roma, insomma. E qua ci sei te con la Bresciani, qua ti voglio proprio vedere, è un percorso duro, insomma. Tu dove eri preoccupata prima oppure sapevi che... No, ero un po' preoccupata perché non avevo delle grandi gambe, le sentite subito dalla mattina, però poi andremo a vedere. L'unica punto di forza mio era il pezzo da fare a piedi, dove lì sono andata bene, sono molto contenta e spererei che piovesse agli italiani, ma è andato sole. Nel frattempo sono partiti anche gli amatori della fascia 2 e anche qua con un percorso del genere sono curiosa di vedere nel frattempo, ecco un piccolo incidente, già gara finita prima di partire, però sono curiosa, stavo dicendo, di vedere un Beppe Del Grande su questo tipo di percorsi. Ci sono dei pezzi da fare a piedi, quindi andremo a vedere la sfida con Zoppas. Nel frattempo Giulio Franzolin, che comunque non sembra molto stanco dalla gara del giorno prima e fa un bel scivolotto, vedi quello che ti ho detto prima gli esordienti, gli allievi lo facevano senza problemi, il percorso è notevolmente peggiorato. Francesca Cauz, che è molto più saggia perché si gioca un campionato italiano, scende, così come la Micheletto e via tutte le altre, quindi anche una come la Bresciani, che è molto brava a fare questi tipi di percorsi, forse ha visto subito che c'era qualcosa che non andava e ha deciso giustamente anche lei di smontare. Arrivo anch'io che sono un po' indietro in partenza come al solito e vado giù con la mia calma, tanto la gara è lunga. È lunga, ma poi qua bisogna vedere anche in questo particolare frangente, vedere proprio come hanno affrontato questa asperità in diversi modi. Ecco, Giulio Franzolin ha preso un po' troppo alla garibaldina,
poteva farsi anche male, perché un ruzzone del genere, ricordiamo che non è me che faccia piacere, ti insacchi davanti. Ha recuperato benissimo, lui ha anche dimostrato di avere un grande fondo. Beh sì, e poi vediamo però anche questo tratto come viene affrontato in maniera diversa. Chi strascina la bici, Francesca Cauz, che è leggera sì, ma ha forza, riesce a fare anche nei primi giri metà della salita in bicicletta, quindi denota un'ottima pedalata di questa ragazza, che nel frattempo vedi ha già staccato tutte le altre. Zoppas che va su molto forte a piedi, subito dietro la vediamo la Milena Cavani, che in questo tipo di percorsi va molto bene. Sofia Begin preferisce spingere la bicicletta, ma la vediamo già molto più ferma, mentre Dal Grande e Sant'Eschiro denotano di andare bene, però anche Francesca va su molto bene a piedi. Quindi diciamo anche qua si vede un po' come vanno a piedi gli atleti. Una Francesca Cauz che ci ha fatto brillare gli occhi, questo è indiscutibile, perché l'ha presa col piglio non dell'allenamento, lei stessa l'ha detto, si è divertita, l'ha sempre fatto il ciclocross. È una Chiara Selva che spinge come se fosse una 500. Sì, Chiara Selva fa un po' fatica, io vedi vado già molto più su veloce. È l'unica cosa che potete dirmi, che andavo su forte su questo pezzo qua, perché è vero. Abbiamo visto anche la Dal Pozzo, che comunque è lì davanti, oggi va un po' meglio rispetto alle altre prove. Paola Magnago anche lei fa un po' fatica in effetti, e anche Nicoletta Bresciani oggi fa fatica su questo tipo di percorso. Una Nicoletta Bresciani che ovviamente un po' mi ha stupito, perché so che lei è molto forte in questo tipo di percorso, veramente le carte si smazzano in maniera diversa. Ma anche lei è stata poco bene, ci sono queste influenze, questi raffreddori che possono un po' andare a pregiudicare. Abbiamo visto nel frattempo la Milena Cavani che saltamente al secondo posto, poi vediamo via via tutti i master. Adesso è una gara un po' diciamo mescolata, no? Si mescolano un po' le carte. La Chiara Selva la vediamo qui, reduce dal terzo posto ai mondiali master in Svizzera, dove ha trovato un percorso molto simile. Giovanna Micheletto con Sofia Begin, che in questo momento è la prima junior, e io con la Dal Pozzo, quindi abbiamo già recuperato bene, anche se eravamo partiti un po' indietro. Però tu, Ilenia, non è una critica, però certo che dai la sensazione di andare benissimo in certi percorsi e alterni delle performance eccezionali con delle performance più opache. Capisco che lavori, ma è anche, credo, forse una preparazione più mirata. Ma no, è proprio perché uno lavora, uno che lavora non ha il recupero e neanche i chilometri che hanno tutte le altre, quindi ci sono dei settimane che non faccio in tempo neanche a allenarmi, vado via in bici 2 volte, e giustamente è un po' difficile quando poi gli altri vanno via quasi tutti i giorni, perché il ciclismo è così, il ciclismo si va via sempre tutti i giorni, e quindi, ma va bene così. Nel frattempo abbiamo visto appunto che la Milena Cavani è saldamente al secondo posto, lei che comunque non è l'ultima arrivata, ma anzi ha vinto tantissime volte qui in quel di Vittorio Veneto, con la Micheletto e Chiara Selva che in questo momento è la seconda master, mentre Perini lo vediamo anche lui a ottimo 10° posto il suo ai mondiali degli amatori, quindi anche lui è andato molto bene, e Giovanna Micheletto che anche lei ha fatto la prima apparizione in Coppa del Mondo, quindi soddisfazione anche per queste ragazze. Mentre oggi ho visto una bella Giulia Dal Pozzo, l'avevo vista un po' più faticante magari alle Bandie, oggi è un percorso che andava meglio per lei. Ho detto anche lei ha avuto un periodo con alti e bassi, può anche succedere di ammalarsi qualche volta, e chiaramente qua se non sei al top, mi verrebbe dire come lo dicono, se sei al top, se non sei fuori, beh insomma qua se non sei al top insomma sono veramente disturbi di pancia. Sì, poi sono anche dei percorsi dove non c'è nulla da nascondere. Ecco, vediamo nel frattempo Giulio Franzolin, lo vediamo qui che va a vincere la sua prova nella categoria juniores, segue Luca Andreatta, ennesimo piazzamento per Andreatta, quindi Rudy Molinari. Anche questo ragazzo sta crescendo molto bene. Michele Marescutti che agguanta il 4° posto, bravo anche lui con una bici quasi al limite. Quindi abbiamo visto Zanella e vediamo anche nel frattempo l'arrivo di Flavio Zoppas che ce l'ha fatta a battere anche oggi Giuseppe Dal Grande, quindi veramente di pochissimo, 33 secondi. Vince Zoppas su Dal Grande, mentre al terzo posto dovrebbe esserci, adesso lo vediamo, eccolo qua, Renzo Valentini che quando è ad andare a piedi va molto bene. Segue Perini e Vito Petrucco. Nel frattempo sembra indiscussa la vittoria di Francesca Cauz, eccola qua, che va a vincere, l'unica a non essere doppiata da juniores, quindi Francesca Cauz vince nettamente, 4ª vittoria per lei, e attenzione a questa ragazzina per i campionati italiani perché può fare veramente bene. Abbiamo visto la Cavani in seconda, quindi Sofia Begin terza ed è la prima delle juniores, segue Chiara Selva, Dal Pozzo, Bresciani, Lazzaro, Zanettin e Magnago.
Eccolo qua, Andreatta. Molinari. Invece per gli Ultima gara di giornata, Vittorio Veneto, Parco Area Fender, un complimento. Sicuramente va al sindaco, al primo cittadino di Vittorio Veneto Dare. È stato veramente dall'inizio alla fine di tutte le gare lì ad gustarsi intanto un grande spettacolo e non ha certo approfittato delle situazioni o delle aree riservate. Era là in mezzo alla gente comune, come è giusto che faccia un sindaco. Complimenti a Dare, per me un bel voto 10. E poi Franzoi con Mirko Tabacchi. E allora decollo anche per l'ultima prova. Sempre più in palla, sempre più sulle ruote e poi fascia 1 con anche gli Audace. Sì, quest'anno, anzi questo inizio stagione del 2014 nella fascia 1 abbiamo anche parecchi ex Audace che hanno fatto la tessera FC per fare il Trofeo Triveneto, quindi denota e anche insomma, un apprezzamento da parte di questi enti che non possono più gareggiare nelle gare della federazione. Quindi hanno cambiato ente pur di fare il Trofeo Triveneto anche qui nel 26/25. Fammi dire una cosa, una volta era il contrario, allora quando siamo in perfetto. Tanto qua abbiamo visto un bel ruzzolone, vuol dire che coloro che avevano abbandonato, diciamo così, la FCI, se vedono che le cose vengono fatte bene dalla FCI si riabbonano, si riaggregano, ma qua il complimento va non certo alle presidenti, alle grandi cariche, alla gente che lavora, alla gente che si sporca nel fango mettendosi i picchetti come Giacomo Salvador e qualche altro, scusate le virgolette, pirla. Beh, sicuramente gli organizzatori poi del Trofeo Triveneto che quest'anno hanno fatto un ottimo lavoro. Anche qui vediamo differenti modi di affrontare. Alcuni affrontano a piedi, altri allungano e tagliano poi sotto senza nessun tipo di problema. Era Nadir Coledani con Nicola Spettinà. Anche per quanto riguarda poi gli fasce amatoriali, Diego Lavarda lo vediamo, va dritto e poi taglia sotto, mentre gli altri cercano appunto di farla a piedi. Maurizio Tabotta oggi è lì pimpante e lì già davanti, quindi sente anche lui il percorso, un percorso che è da vecchio ciclocross, mentre Enrico Franzoi parte a sprombattuto e cerca di staccare i forestali. Li vediamo i due Braidot e Mirko Tabacchi, anzi i due Braidot, Mirko Tabacchi e Nicola Spettinà. Un po' più indietro lo vediamo Iari Cisotto con Thomas Pacagnella e Nadir Coledani. Vediamo Enrico Franzoi, ma prima su tutti ho voluto guardare con attenzione proprio Tabotta, il quale davvero ciclocrossista sta affrontando il percorso forse più adatto a lui. Tanto vediamo Mirko Tabacchi che sta andando anche molto bene con la bicicletta sulle spalle, ma questo vuol dire molto, vuol dire che è un ragazzo che ha capito cosa vuol dire il ciclocross e lo sta insegnando, come quest'area è deputata anche l'insegnamento di altri talenti, uno su tutti proprio il figlio di Fontana, Filippo. Sì, è il percorso classico della scuola di ciclocross che è nata quest'anno e che speriamo continui perché sta facendo veramente molto bene. Nel frattempo abbiamo visto proprio la differenza di falcata tra Mirko Tabacchi che è lì davanti, Braidot, Nadir Coledani, lo vediamo un po' più sofferente Franzoi che ha qualche problema al ginocchio, Nicola Spettinà e Thomas Pacagnella che preferisce in questo momento strascinare la bicicletta, però anche lui una bella azione potente. Mentre Tabotta lo vediamo già lì davanti, Diego Lavarda invece oggi se la prende un po' più con calma. Comunque Laverda c'era, non c'è Del Riccio, ma qua credo, senza, a me da una noia mi viene la pellagra fare i confronti con chi non c'è, ma Del Riccio che è capo classifica, qua oggi avrebbe tribulato veramente tantissimo a star dietro a uno come Tabotta. Sicuramente, comunque sono tutti atleti di ottima caratura, abbiamo visto molto bene oggi, quindi grande complimenti, la maglia di leader gli fa bene, Nadir Coledani che è lì davanti assieme appunto a Nicola Spettinà, Pacagnella in questo momento con Enrico Franzoi, Iari Cisotto che risente un po' forse anche della gara del giorno prima perché sono ragazzi che comunque non sono abituati a correre 2 giorni di fila, è saldamente però al secondo posto per quanto riguarda gli Under 23. Lo vediamo ancora Maurizio Tabotta
che prende già appunto gli ultimi elite. Sarcini in questo momento, Casanova è terzo, mentre la vediamo bellissima questa inquadratura di incrocio tra Mirko Tabacchi e Nadir Coledani. Nadir Coledani grinta oggi questo ragazzo che sta crescendo giorno dopo giorno in vista dei campionati italiani. Poi vediamo i forestali, Pettinà e Braidot, eccolo qua, Nicolas Pettinà anche lui, Thomas Paccagnella che in questo momento in quarta posizione, ed Enrico Franzoi che si sta portando sotto, quindi attenzione perché comunque Franzoi con la sua esperienza sa che un'ora di gara su questo tipo di percorsi bisogna sapersi dosare molto bene. Vediamo, è stato fortunato anche Enrico perché comunque ha preso un bel petardo sulla transenna, soffre un po' il ginocchio con la catena, insomma, e complimenti a lui, sta facendo una bella performance, sta cercando perlomeno con la mossa dell'orgoglio di avvicinarsi perlomeno nella zona podio, visto che Mirko Tabacchi, come abbiamo visto quell'aereo, sta volando letteralmente. Sì, abbiamo visto Tabacchi, Braidot, poi c'è Pettinà, Nadir Coledani e appunto Franzoi che sta portando sotto, mentre Tabota è leader in questo momento con più di 2 minuti per quanto riguarda gli amatori della fascia 1, il secondo è Diego Lavarda che oggi gioca un po' in rimessa, anche lui è stato un po' influenzato in questo periodo. Nadir Coledani che con grinta lotta, Paccagnella che cerca in tutte le maniere di non farsi staccare da Enrico Franzoi, mentre uno spettacolo Mirko Tabacchi che comunque a piedi va, ragazzi, è sempre andato, quindi non è che lo scopriamo oggi. Luca Braidot in questo momento è in seconda posizione e Nicolas Pettinà, eccolo qua, per chi non lo conoscesse, anche questo ragazzo nazionale di mountain bike in terza. Nadir Coledani, quarto assoluto in questo momento, è il primo degli under 23. Tra tutti, proprio Coledani, secondo me, ha fatto dei miglioramenti da questo trofeo Triveneto. All'inizio sembrava proprio relegato nell'anonimato, la sua preparazione secondo me è stata oculata e giusta. Vedo comunque un Franzoi in grandissima difficoltà, la sua classe è innegabile, il suo talento è innegabile, però credo che forse abbia sbagliato qualcosa nella preparazione proprio in vista dei campionati italiani, secondo il mio punto di vista. Ma io non penso invece, penso che se è un percorso veloce Ricco sarà lì davanti, poi ripeto la gara di un giorno mi dà un po' fastidio quando sento certa stampa che si basa sulla gara di un giorno e ripeto se c'è fango viene una gara, se c'è asciutto ce n'è un'altra. Io non darei così scontati i risultati per quanto riguarda la categoria Open perché intanto è una gara di un giorno e poi se è asciutto se la giocano in tanti, se è bagnato se la giocano in tanti lo stesso e manca una settimana quindi sono tutti ragazzi che sapranno prepararsi al meglio. Nel frattempo comunque Mirko Tabacchi si gode questo ottimo successo in tappa e si porta sotto, attenzione per la classifica del trofeo Triveneto. Secondo dopo l'abbandono di Braidot è Nicolas Pettinà che coglie veramente uno dei migliori successi di questa stagione per quanto riguarda e Franzoi rimonta moltissimo e si porta in terza posizione, quindi lui è il terzo assoluto. Andiamo ad aspettare poi il quarto assoluto che deve essere secondo appunto Nadir Coledani che va a vincere tra gli under 23 e prende quarto posto e qui sarà una gara con Iari Cisotto per quanto riguarda poi Scorzè. Thomas Paccagnella quinto assoluto e oggi perde appunto punti preziosi per il trofeo, segue Daniele Braidot, quindi Marco Forzini, Pietro Pavoni e Iari Cisotto che sarà il secondo degli Maurizio Dalotta, primo di lui. E quindi questo invece è il grande eccolo qua, Diego Lavarda è secondo, Diego Lavarda e il terzo Fabio Perini.
Scratch vi è stata offerta da Selle SMP.